Buongiorno e benvenuti. Buongiorno a tutti e a tutte naturalmente. Voglio fare un saluto subito alle istituzioni presenti, al mondo agricolo, alle associazioni di categoria, alla cooperazione, alla ricerca, ai componenti del nuovo partenariato regionale PAC 2028-2034 e a quanti seguono anche la nostra diretta in streaming. Oggi inauguriamo un percorso molto significativo e importante per il futuro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del Veneto. Siamo infatti all'inizio della costruzione della nuova programmazione europea 2028-2034, una fase che richiede naturalmente capacità di ascolto, visione strategica e partecipazione. L'obiettivo della giornata non è solamente presentare dati e analisi, che faremo tra poco, ma anche avviare un confronto che consenta al Veneto di arrivare preparato ai prossimi passaggi nazionali ed europei, individuando bisogni, priorità e opportunità per il territorio. Nel corso della mattinata ascolteremo il quadro europeo e nazionale, il percorso regionale, il risultato dell'analisi del contesto veneto e i fabbisogni emersi dal lavoro sviluppato insieme all'Università di Padova, che siede al tavolo con noi. Nella seconda parte invece sarà il momento del confronto con il partenariato, perché oggi non siamo qui appunto solo per commentare i dati, ma anche per capire quali saranno le scelte strategiche che per accompagnare l'agricoltura veneta nei prossimi 10 anni. Prima di iniziare, ricordo che avete visto scorrere dei video della campagna istituzionali e alcuni contributi dedicati ai risultati della precedente programmazione. Ed è proprio da qui che vogliamo partire con il video introduttivo di questa nostra mattinata. Quindi ora si spegneranno le luci per permettere anche la visione del video, che parte con la nebbia, anche se oggi c'è il sole, perché ovviamente andiamo a 360 gradi. Tra il 2014 e il 2025, la Regione del Veneto ha attuato il programma di sviluppo rurale nell'ambito della politica agricola comune europea. Il programma si è concluso con un risultato importante. Il Veneto è stata la prima regione in Italia per utilizzo dei fondi europei, con il pieno impiego delle risorse disponibili. In oltre 10 anni sono stati attivati strumenti concreti per sostenere il sistema rurale. Migliaia di interventi, domande e pagamenti hanno coinvolto imprese e territori in modo diffuso, raggiungendo quasi un'impresa agricola su 3 nel territorio regionale. Tra i risultati più significativi, il sostegno a una nuova generazione di imprenditori agricoli, senza dimenticare più in generale la crescita delle imprese agricole e della filiera agroalimentare, con investimenti per oltre 700 milioni di euro. Una parte rilevante delle risorse è stata dedicata alla sostenibilità ambientale. 340 milioni di euro hanno supportato pratiche agricole più sostenibili, interventi che hanno coinvolto ampie superfici e favorito lo sviluppo del biologico, con un'attenzione concreta anche ai territori montani e forestali. Il programma ha sostenuto formazione, innovazione e cooperazione in agricoltura. Ha poi contribuito allo sviluppo delle aree rurali, con la diffusione della banda ultralarga, raggiungendo quasi 400.000 cittadini. Il programma infine ha aiutato non solo le imprese, ma le aree rurali più in generale. Attraverso i 9 gruppi di azione locale, ad esempio, ha finanziato più di 1.700 interventi, distribuiti sul 56% del territorio regionale. Una politica diffusa, capace di generare valore per tutta la comunità. Quelli che avete visto sono una sintesi dei risultati ottenuti grazie alla programmazione dello sviluppo rurale, una programmazione che può sembrare lontana nel tempo, ma in realtà dal punto di vista amministrativo si è conclusa proprio alla fine del 2025. Per questo oggi possiamo avere veramente una fotografia completa da cui partire. Per aprire ufficialmente questa conferenza regionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2028-2034, ho l'onore di dare la parola all'assessore all'agricoltura, foreste, montagna, politiche venatorie e pesca della Regione del Veneto, Dario Bond. Vediamo se è acceso questo.
Acceso. Grazie. Mi sentite? Beh. Grazie. Allora, intanto porto i saluti del Presidente. No, non si sente secondo me. Vediamo un attimo. Secondo me. Vediamo se riusciamo a fare. No, acceso. Sì, adesso sì. Grazie. Intanto porto i saluti del Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani, del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. E vi dico grazie di essere qui, ma ci troveremo e ci confronteremo tante volte fino a novembre per arrivare ad una definizione di un piano importante. Un grazie a Franco Contarin, ad Alberto Zanol, a tutta la struttura, perché avete visto il video, sono primatisti di uso del denaro, ma anche sono stati bravi a intercettare una serie di azioni che poi hanno dato risposta sul territorio, a differenza di alcune regioni che hanno fatto misure che le domande non sono state fatte, vuol dire che lì la programmazione è stata sbagliata. Però io oggi, nei 3 minuti che ho, 4 minuti che ho a disposizione, voglio fare 2 considerazioni con voi. La prima è dal 9 dicembre che io ho iniziato a fare l'assessore. È dal 9 dicembre che giro le aziende agricole, mediamente 1 o 2 al giorno, ieri ne ho fatte 3. È dal 9 dicembre che sento un mantra, un continuo messaggio, un messaggio unico, che è quello: va benissimo tutto, funziona, siamo riusciti a ottenere buoni finanziamenti, però che fatica a ottenerli, quanta burocrazia. Allora, il messaggio che io cercherò di dare stamattina ai miei 2 compagni di viaggio, che ho tanta stima, ma poi anche messo anche a disposizione della Conferenza delle Regioni, è quello di cerchiamo sì di fare un lavoro tutti assieme, sì di individuare delle ottime opportunità per le aziende agricole, ma soprattutto cerchiamo di migliorare l'approccio sulla burocrazia, cioè tagliare dove è possibile tutta una serie di amenicoli che ci sono. Non si possono chiedere 7 volte gli stessi documenti, non si possono fare e dare dei costi sulle pratiche che poi si riversano prima ai CA e poi praticamente alle aziende agricole. Non si possono neanche fare tanti controlli. Non dobbiamo deregolare, però dobbiamo praticamente aiutare. E questa è la prima considerazione. Questo è il primo piano che noi dobbiamo fare. Poi passare. Secondo, coinvolgere tutti. Abbiamo incontrato io e il dottor Zanol l'altro giorno i florovivaisti. Dicono, beh, se ci invitate veniamo, dobbiamo invitare tutti i portatori di interessi. Poi dobbiamo anche capire su questo passaggio con le risorse che abbiamo in generale, se dobbiamo fare poche misure con un finanziamento molto elevato e con un cofinanziamento basso o tante misure e micromisure con finanziamenti bassi. Questa è una scelta che prenderete voi assieme agli uffici, assieme all'assessore, ma la faremo assieme. L'ultima considerazione, approfittando di questo parterre, di un poi confronto anche telematico sulle varie richieste, esigenze, io ho un'idea che è questa, ma che farò, ve lo dico come. Vorrei, parallelamente a questo bel lavoro che faremo, che si concluderà a novembre, fare anche un piano regionale di sviluppo dell'agricoltura del Veneto. Perché vi dico questo? Non è un adempimento burocratico, non sono costretto a farlo, ma in qualche maniera dobbiamo avere dei punti di riferimento, dallo sviluppo rurale, alle attività venatorie integrate all'agricoltura, al rapporto agroindustria e aziende agricole. Dobbiamo avere una serie di punti di riferimento, perché ogni tanto magari rischiamo di perdere l'orientamento, ma abbiamo un piano che ci dà le coordinate. Questo lo vorrei dare come coordinamento a un soggetto che non appartiene al mondo agricolo, che ha una visione diversa e che mette assieme esperienza, economia, sociologia e anche un po' di pratica, coinvolgendo tutti quelli che hanno voglia e volontà di fare questo. Non è assolutamente pagato nessuno, non sarà pagato nessuno. È un lavoro che vi invito a partecipare,
di volontariato verso il Veneto e di volontariato verso di me, che mi sto spendendo tanto, ma un lavoro che può rimanere per 10 anni un riferimento. E lo dico, ha la sua valenza questo lavoro, perché con i cambiamenti che abbiamo davanti dobbiamo comunque mettere delle radici e delle fondamenta a un determinato mondo che è l'agricoltura, cioè avere dei riferimenti. E il piano regionale di sviluppo dell'agricoltura, a mio avviso, può essere parallelo a questo lavoro che faremo e può essere un riferimento anche per i prossimi anni. A questo coinvolgerò anche Veneto Agricoltura, porto i saluti anche di Federico Caner, perché assieme dobbiamo fare delle cose che in questi anni non sono state fatte. La prima, un migliore sviluppo della ricerca e della tecnologia. La seconda, investimenti innovativi, e abbiamo l'idea. La terza, una migliore e forte sostenibilità del sistema agricolo. Io ho finito, starò qua fino alle 11:30, mezzogiorno, poi vi devo salutare, però cominciamo a fare un percorso assieme. Non c'è nessuno qui, professore, che può insegnare qual è la strada maestra. La dobbiamo trovare tutti assieme. Grazie e buona giornata. Grazie Assessore anche per la carica che ha dato subito ad inizio giornata, che è sempre importante. Solo una questione tecnica, in cartellina avete trovato un QR code, serve per interagire, un programma si chiama Padlet, dove potrete fare le domande che poi rivolgeremo ai relatori nel corso della mattinata. È importante che indichiate sempre il vostro nome e l'organizzazione di appartenenza. Le domande poi verranno raccolte dai funzionari regionali che stanno seguendo la moderazione della piattaforma e saranno poi utilizzate nella sessione conclusiva dedicata proprio al confronto con il paternariato. Questo un po' poi potrete appunto fare le vostre domande. Detto questo, entriamo in un quadro più generale, perché la nuova PAC si inserisce in un percorso che coinvolge naturalmente istituzioni europee, governo nazionale e regioni, e quindi per comprendere a che punto siamo e quali sono le prospettive che si stanno delineando, è collegato con noi da remoto il dottor Giuseppe Blasi del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che abbiamo qui con noi, al quale cediamo la parola. Non lo sentiamo, un attimo che colleghiamo l'audio. Vediamo se ci sente, se riusciamo a farlo anche parlare. Prego. Dobbiamo alzare un attimo il volume. Si sente, eccoci. Prego, se vuole, noi la sentiamo. Sì, la sentiamo. Governo che si svolgerà oggi e domani, e nell'ambito del quale verrà discusso anche il quadro finanziario pluriennale. Non si raggiungerà nessun accordo, però i leader inizieranno a confrontarsi su quelle che sono le impostazioni date dalla Commissione nel luglio 2025 e dalle ulteriori proposte che sono state in qualche maniera definite nel corso di quest'anno. Ad esempio, è importante che vi dica una cosa, non so se qualcuno ha letto un articoletto che c'era nella pagina economica del Corriere di ieri, in cui si parlava di un
possibile taglio alle risorse per la coesione, per l'agricoltura. In realtà non è così. Io penso che l'errore sia dovuto semplicemente al fatto che la nuova negotiation box che è stata distribuita prevede 2 colonne, una con fondi correnti e uno con fondi costanti, quindi semplicemente questioni statistiche, e una colonna riporta una dotazione più bassa, e quindi chi ha letto quei dati ha pensato che la proposta che era in discussione oggi sarebbe stata, diciamo, inferiore rispetto alla iniziale. Non è così. Su questo punto è importante anche dire che a seguito degli accordi che hanno portato allo sblocco del Mercosur tra dicembre e gennaio, su iniziativa del governo italiano, che in quel momento aveva anche la possibilità di incidere in maniera determinante per raggiungere il numero di voti necessari per sbloccare il Mercosur, è stata data una particolare enfasi al bilancio dell'agricoltura, perché l'agricoltura, a seguito di un impegno che la Presidente von der Leyen ha formalizzato in delle lettere, che oggi ritroviamo nel negotiating box che stanno discutendo oggi i capi di Stato di governo, le risorse per l'agricoltura arrivano a 40,7 miliardi di euro per l'Italia. Questo è un risultato molto importante, perché il bilancio agricolo è nella rubrica 1, la rubrica 1 viene un pochino ridimensionata rispetto alla passata programmazione, e trovare per l'agricoltura più risorse per l'Italia di quelle che sono state messe a disposizione significa mettere nelle condizioni il mondo agricolo e le istituzioni agricole, quindi Stato e Regioni, di lavorare ad una programmazione con una dotazione molto importante. Ovviamente, per come è stata impostata questa programmazione, ha generato e sta generando molti disorientamenti. Sapete tutti la storia del piano unico. Noi abbiamo passato 6 mesi a lamentarci del fatto che il piano unico non poteva essere una modalità che rispondeva con adeguatezza a quelli che erano i fabbisogni del settore agricolo. Poi abbiamo capito che ce ne avremmo dovuto fare una ragione, e oggi siamo in un contesto in cui c'è una realtà, perché il Consiglio Affari Generali di martedì scorso, del 16, ha approvato, quindi ha messo una prima pietra miliare. Le forme che si utilizzano a Bruxelles sono abbastanza singolari. Si chiama approccio generale parziale, che già il nome dà un'idea della complicazione, a proposito di semplificazione a cui faceva riferimento l'assessore prima. Quindi vuol dire che è stato raggiunto un accordo sull'impostazione di un regolamento, che è quello del piano unico, nel cui contesto c'è l'agricoltura, ovviamente, tranne, quindi l'accordo è stato raggiunto su tutto, tranne nelle parti che sono messe tecnicamente in parentesi quadri, che vengono rinviate al vertice dei capi di Stato e di governo. Nel frattempo, proprio per entrare proprio nell'attualità, il Parlamento ha iniziato a votare gli emendamenti relativi al regolamento sul piano unico. Quando il Parlamento finirà di votare i vari emendamenti, quindi andrà in plenaria, approverà il regolamento, e a quel punto si deciderà come approcciare, se inizieranno i triloghi per approvare il regolamento lato Consiglio, oppure se si attenderà il voto sul bilancio, che chiaramente è un aspetto determinante. In questo contesto, quindi nell'ambito del piano unico, l'agricoltura ha una sua collocazione e una sua autonomia che è stata richiesta a gran voce e che abbiamo cercato di mantenere, e grazie alle azioni che siamo riusciti a mettere in campo, sia lato italiano sia facendo sistema con altri paesi, diciamo che abbiamo raggiunto una condizione che ci permette di dire che possiamo andare in continuità rispetto a quello che è l'impostazione dell'attuale programmazione. Quindi, dato per scontato che saremo all'interno di un programma unico intersettoriale, che sarà probabilmente a guida Presidenza del Consiglio, Ministero dell'Economia, non lo sappiamo quale sarà la scelta del governo, però all'interno di questo piano l'agricoltura avrà una sua specificità,
avrà un'autorità di gestione nazionale e autorità di gestione regionali, perché questi sono stati gli elementi fondamentali su cui noi abbiamo impostato il negoziato, assicurare continuità alla programmazione dell'agricoltura sulla base dell'esperienza compiuta in questa fase, che ovviamente ci ha messo nelle condizioni di fare riferimento a dei processi complessi. Abbiamo imparato alcune cose, ci stiamo preparando quindi a trasferire queste esperienze nella nuova programmazione, avendo sempre in mente, nella complicatezza dell'impianto comunitario, l'obiettivo che ci ha dato l'assessore Bonda stamattina, che è quello di semplificare la vita all'amministrazione e soprattutto alle imprese agricole. Quali sono gli elementi determinanti e fondamentali che abbiamo raggiunto diciamo nella fase finale prima di arrivare all'approvazione di questo accordo parziale generale del regolamento sul piano unico, tecnicamente NRPP? Allora, innanzitutto abbiamo fatto in maniera tale che gran parte delle definizioni, dei tecnicismi, degli aspetti più di rilevanza politica che stavano nel regolamento sui piani unici, l'abbiamo trasferita al regolamento della PAC. Ad esempio, uno per tutti, la definizione di agricoltore. Cioè, la definizione di agricoltore, che è un aspetto di grande rilevanza politica, non può essere deciso nell'ambito del regolamento generale dove si parla anche di coesione, deve essere deciso nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura. È uno degli elementi cruciali dell'impostazione della politica agricola, non può essere mantenuto in un contesto che non ha niente a che fare con l'agricoltura. Poi, come dicevo, abbiamo introdotto tutte le modifiche, gli emendamenti che ci consentono di avere la rassicurazione oggi che possiamo andare in continuità con l'attuale programmazione, cioè l'agricoltura avrà la possibilità di gestire un impianto che, pur all'interno di questo mega contenitore, ha una sua autonomia, così come ce l'aveva con i due pilastri che stavano all'interno del piano strategico. Quali sono le altre priorità negoziali che abbiamo cercato di mantenere? Ad esempio, un aspetto non banale, lo tengo a sottolinearlo perché in passato lo abbiamo, diciamo, considerato, ma più per questioni statistiche, la definizione di aree rurali. La definizione di aree rurali, quella futura del periodo 28-34, è molto importante perché alcune risorse del megafondo saranno destinate alle aree rurali, all'agricoltura delle aree rurali e alle aree rurali in quanto tali dalle restanti parti del fondo unico. Quindi la definizione di aree rurali diventa assolutamente importante. Siccome la proposta della Commissione prevedeva la definizione OCSE che era basata sulle province, che per noi sarebbe stato impossibile da applicare, siamo riusciti a mantenere l'attuale delimitazione che esiste dal 2014, quindi da più di 10 anni, la conosciamo tutti ci si riconoscono, le 4 tipologie di aree rurali che abbiamo definito nel 2014, adesso salvo qualche aggiornamento statistico, però sarà mantenuto e tutti li conoscono e tutti potranno fare riferimento a quel tipo di impostazione. Altri elementi chiave della proposta che è stata approvata e su cui abbiamo ottenuto un importante risultato, la Unity Safety Net, che sarebbe la nuova riserva agricola. Nella proposta della Commissione la riserva agricola non poteva più essere applicata in caso di calamità naturali o di problematiche di carattere sanitario o epizoozie, influenza aviaria, questione tristemente nota, mentre la Commissione l'avrebbe voluta attivare solo in caso di crisi di mercato. Ora, grazie quindi all'attività negoziale, il grande lavoro che abbiamo fatto, questo aspetto per il momento è stato sminato e l'attuale proposta che verrà discussa dal Capo di Stato del Governo prevede che la futura riserva agricola, che si chiama, ripeto, Unity Safety Net, potrà essere attivata anche in caso di calamità naturali e di problematiche, emergenze di carattere sanitario e fitosanitario, soprattutto sanitario. Altre questioni che noi abbiamo cercato di
introdurre rispetto alla proposta della Commissione sembra un tecnicismo, è quella dell'armonizzazione dei tassi di cofinanziamento. Ancora non ci siamo riusciti perché la proposta ha mantenuto un impianto parcellizzato. Anche qui vorrei attirare l'attenzione sul fatto che i tassi di cofinanziamento non sono una mania di coloro che gestiscono i programmi. Se i tassi di cofinanziamento sono diversi a seconda delle regioni o a seconda delle misure, questo impone uno spezzettamento della programmazione a livello regionale che poi si ripercuote sulla semplificazione che non ci sarà nei confronti degli agricoltori, perché ogni modifica di un programma, quando devo spostare dei soldi da un intervento ad un altro, mi impone una rivoluzione copernicana all'interno del piano che diventa complessissimo poterlo gestire. Quindi è importante che in questa fase si presidino gli elementi che sembrerebbero di rilevanza amministrativa, ma sono fondamentali per poi sviluppare nella filiera quel processo di semplificazione che tutti ci chiedono. Quindi è importante che si conoscano questi aspetti per poterli presidiare. Altri elementi di grande rilevanza che sono però più di pertinenza del regolamento specifico per l'agricoltura, ma che sono a rilevanza economica, quindi sono in discussione presso i capi di Stato, è l'importo del pagamento medio per ettaro, il famoso DABIS. Ormai abbiamo imparato a conoscere queste sigle, il fatto che noi chiediamo, e non siamo fortunatamente solo noi, che la degressività e il capping siano non obbligatorie, ma siano una scelta facoltativa da parte degli Stati membri, e che quindi su questo ancora c'è qualcosa da sistemare. Prima di chiudere sugli aspetti procedurali, alcune questioni sui tempi. Allora, come dicevo, è stato approvato lato Consiglio il pezzo più importante del regolamento generale dei fondi. Sugli altri regolamenti il negoziato è in corso. Sul quadro finanziario pluriennale praticamente si inizia oggi e domani a fare sul serio, poi vedremo la presidenza entrante, che è quella irlandese, come si vorrà muovere, però il tutto sta in piedi se si raggiunge un accordo entro il 31 dicembre 2026. Raggiungendo un accordo sul bilancio entro la fine dell'anno significa che avremo a disposizione i primi 6 mesi del 2027 per chiudere tutto l'aspetto della regolamentazione, sia settoriale che di dettaglio della Commissione, e lavorare sulla nuova programmazione. Perché se i tempi dovessero essere confermati, la Commissione pretende, perché la Commissione lo pretende, che noi presentiamo il programma, quindi il programmone generale in cui ci sarà la parte agricola, entro il 1 luglio 2027, quindi entro un anno. Questo perché la Commissione poi si vorrebbe prendere 6 mesi di tempo per poterlo approvare e consentire l'avvio della programmazione entro il 1 gennaio 2028. Allora, siccome noi siamo ormai anche abbastanza vecchi del mestiere, sappiamo che questi sono tempi difficilmente mantenibili, noi ci stiamo adoperando su 2 livelli. Per prima cosa abbiamo chiesto che, e ottenuto nell'ambito del regolamento che è stato approvato, venga assicurata una continuità ai pagamenti diretti nel 2028 anche in assenza dell'approvazione del piano. Quindi è stato previsto che anche se il piano non dovesse essere approvato, per i pagamenti diretti nel 2028 si potrà assicurare continuità con gli interventi. L'unica condizione è che ci sia stato un piano notificato alla Commissione europea. Diciamo che questo è un aspetto su cui non dovremmo avere problemi, però anche in assenza di decisione di approvazione avremo continuità. L'altro aspetto molto importante su cui c'era grande incertezza e che abbiamo ottenuto è la fase di transizione per gli interventi settoriali, perché molte regioni, molti soggetti attuatori, molte organizzazioni produttori ci chiedevano: dovete darci certezze, perché altrimenti come facciamo a capire come comportarci quando dobbiamo assumere impegni se non abbiamo la certezza di quello che succederà a partire dal 1 gennaio 2028. Allora, nell'ultimo testo approvato siamo riusciti ad ottenere una dichiarazione, un elemento di certezza molto importante, ed è il seguente. Quindi per tutti gli interventi settoriali, quindi stiamo parlando di ortofrutta, olio, soprattutto vino,
ad esempio piani di comunicazione sul vino, su cui sono in corso bandi molto importanti in una fase in cui il settore non sta attraversando vicende diciamo favorevolissime. Andranno in transizione e quindi potranno essere pagati nella fase diciamo con i fondi della nuova programmazione tutti gli interventi che saranno impegnati entro il 30 giugno 2027. Quindi abbiamo un anno di tempo per lavorare con la programmazione per utilizzare al meglio i fondi vecchi e guardare a quello che succederà con i nuovi. La condizione che è stata posta dalla Commissione è che potranno entrare in transizione, quindi essere pagati con i fondi nuovi, gli impegni assunti con il vecchio sistema, a condizione che questi vengano assunti entro il 30 di giugno 2026. Altre due cose molto importanti prima di chiudere. Ovviamente noi ci dobbiamo trovare, noi come sistema italiano ci dobbiamo trovare pronti in qualsiasi evenienza, in qualsiasi delle condizioni che possono accadere. Quindi se si riuscisse a presentare tutti i programmi, a chiudere l'accordo sui testi, sul bilancio, nei tempi che dicevo, potrebbe anche darsi che si riesca a partire con il programma approvato entro il 1° gennaio 2028. Per far questo noi dobbiamo partire il prima possibile, anche se abbiamo una regolamentazione che non è proprio definita nei minimi dettagli, però con l'approvazione di questo pezzo di accordo del 16 di giugno, quindi dell'altro ieri praticamente, abbiamo degli elementi per iniziare a lavorare e noi come Ministero inizieremo a ragionare su come muoverci dalla prima settimana di luglio. Vi dico già che con le regioni abbiamo già programmato una riunione venerdì prossimo per fare un po' il punto della situazione, non solo sull'avvio della programmazione, ma anche su alcune questioni emergenziali, tipo l'utilizzo della riserva di crisi che sarà attivata quest'anno dalla Commissione per poter intervenire a supporto dei maggiori costi sui fertilizzanti. Ancora abbiamo annunci ma non testi ben definiti, ma sicuramente ci sarà un intervento a supporto di questa diciamo di questa carenza, di questa problematica legata ai maggiori costi dei fertilizzanti e dei carburanti. Quindi inizieremo a lavorare già dal prossimo venerdì con le regioni, poi inizieremo il partenariato. Dunque è particolarmente importante che anche a livello regionale si avvii per tempo una fase come quella che state vivendo voi oggi, quindi faccio complimenti alla Regione per l'attività che sta svolgendo, non solo per il confronto che ha avviato, ma anche per il brillante risultato che ha raggiunto nella spesa della fase 14-22, che come abbiamo visto dal video effettivamente è stata la Regione che ha speso il 100% delle risorse messe a disposizione, e auspico che anche nella passata e nella nuova programmazione, apportando quelle semplificazioni che l'assessore Bonda chiedeva, raggiungerà lo stesso risultato. Grazie e buon lavoro. Grazie al dottor Blasi anche dei complimenti che prendiamo, ne facciamo tesoro per il prossimo futuro, proprio presente più che prossimo. Quindi adesso scendiamo dal livello europeo nazionale a quello regionale. Se appunto il piano strategico nazionale riguarda l'intero paese, il Veneto è chiamato a individuare quindi priorità e costruire una proposta forte e coerente con le esigenze del territorio. Passo la parola dunque al dottor Alberto Zanol della Regione del Veneto, proprio per presentarci il lavoro che siamo pronti a fare. Perfetto, mi sentite benissimo. Grazie, buongiorno a tutti. Allora io farò solo una breve introduzione, perché poi ovviamente ascolteremo quelli che sono i risultati della prima parte degli studi che stiamo svolgendo in collaborazione con l'Università di Padova, base per poi fare tutta una serie di ragionamenti e di considerazioni rispetto a quello che ci si aspetta per la prossima programmazione. Prima di devo girare io le slide, scusate. Ok, perfetto. Allora, prima di quindi ripercorro un attimo quelle che sono i dati fondamentali e il quadro d'insieme, per avere un'idea. Il dottor Blasi ha parlato di quelle che sono le novità. Io faccio un passo indietro solamente per fissare alcuni momenti rispetto a quelle che sono innanzitutto le dotazioni finanziarie e che cosa significa un fondo unico.
Allora, questi sono i dati legati alle proposte di bilancio 28-34. Il totale di 2.000 miliardi, vedete, è suddiviso nelle diverse tipologie di fondo. Quello che diciamo interessa in maniera specifica è la parte in blu scuro, quindi i piani di partenariato nazionale e regionale, all'interno dei quali poi c'è anche la parte legata specificatamente appunto alla PAC e non solo. Dico solo alcune annotazioni molto generali, a parte dei piani che interessano, anzi non interessano direttamente, i fondi non interessano direttamente l'agricoltura, ma nell'ambito evidentemente del sistema agricolo può essere interessante sia il Fondo Europeo per la competitività, soprattutto perché il Fondo Europeo per la competitività prevede tutta una serie di interventi legati alla innovazione, Horizon, fondi di innovazione, che possono essere evidentemente sfruttati eventualmente anche nell'ambito agricolo per incentivare innovazione, trasformazione dei prodotti, nella trasformazione dei prodotti soprattutto nella parte di infrastrutturale, che rispetto a quelli che è il cosiddetto capitolo salute, biotecnologie, bioeconomia e agricoltura ha un valore intorno ai 20 milioni di euro, quindi sono fondi in più che possono essere, a cui ci si può fare riferimento. Allora, passiamo quindi poi alla composizione vera e propria di quello che è il fondo unico. Ecco, qui è ripercorso un po' quello che è la scacchiera che diciamo così compone quello che è il fondo unico, a parte evidentemente fondi che già conosciamo, quali appunto l'Interreg, che ha una sua specifica dotazione. Poi c'è il fondo destinato esclusivamente e specificatamente come importo minimo alla PAC, e il fondo, quello che noi interessa, è il fondo legato alla pesca. I fondi non riservati sono i fondi che raccolgono quelli che sono diciamo così i fondi strutturali, i fondi di coesione, l'FSE, che quindi dovranno essere destinati appunto a quegli scopi. Gli altri fondi che vedete, i fondi affari interni, sono fondi che riguardano tutta la parte legata al sistema dell'immigrazione, controllo frontiere e sicurezza interna, e quindi sono meno evidenti rispetto evidentemente a quelle che sono le esigenze del sistema agricolo. Andiamo a vedere invece quello che è la parte legata al budget nazionale. Qui vedete quelle che sono le disponibilità. Allora, le disponibilità che vedete che vedete a sinistra sono le disponibilità di base, quelle cioè che derivano derivano dal regolamento, quindi 31 miliardi per l'importo minimo della PAC, i 0,2 miliardi per quanto riguarda la pesca, e poi il resto del fondo unico, quindi il non preallocato, e il fondo affari interni, che ha una sua destinazione. Alla vostra destra invece vedete invece quelle che sono quello che il dottor Blasi aveva anticipato riguardo a quelle lettere di impegno che sono state fatte dal Presidente della Commissione relativamente a delle risorse aggiuntive. Infatti la somma tra i 31 miliardi dell'importo minimo della PAC più questi due capitoli, che sono le anticipazioni di importo di flessibilità per la PAC di 4 milioni e 71 e il cosiddetto obiettivo rurale con un minimo di 5 miliardi, fanno i 40,7 miliardi che avete sentito in precedenza. Quindi c'è stato un aumento della dotazione minima. Avete già sentito anche dal dottor Blasi che è stato raggiunto l'accordo rispetto a quelle che sono la definizione delle aree rurali. Eravamo fortemente preoccupati rispetto a questa definizione, come l'ha detto, rimaniamo con le definizioni già esistenti e quindi in un certo senso possiamo avere una garanzia rispetto a quella che è la individuazione, perché altrimenti avremmo dovuto andare per ambito provinciale.
con delle classificazioni che poco erano attinenti rispetto a quelle che sono le situazioni territoriali. L'obiettivo rurale ovviamente non è un obiettivo che è legato specificatamente, faccio un esempio, agli investimenti nel settore a favore degli imprenditori agricoli o a favore ad esempio della trasformazione. È un obiettivo che prevederà tutta una serie di interventi possibili funzionali a quello che è lo sviluppo comunque del sistema territoriale rurale. Mi viene da dire, ad esempio, tutta la programmazione leader, ma poi si vedrà, perché se nella definizione la programmazione leader è funzionale alla vivibilità nelle aree rurali e la vivibilità delle aree rurali è appunto sviluppo locale leader, potrebbe esserci un'attinenza. Il Fondo Sociale per il Clima ha una destinazione assolutamente diversa, non riguarda diciamo così, la parte agricola, quindi quello che noi dobbiamo focalizzare sono l'importo minimo per la PAC e la parte a destra e eventualmente anche la possibilità di andare verso i fondi non preallocati con una a destinazione non definita. Scusate, no, questo sono andato. Scusate. Perfetto. Ora bisogna costruire un programma, bisogna costruire un sistema che sia in grado di rispondere a quelle che sono da una parte le esigenze del sistema agricolo e dall'altra parte evidentemente quelle che sono le individuazioni di quelle che sono le condizioni e i requisiti previsti appunto nell'ambito del sistema PAC a livello europeo. Quindi noi che cosa abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato un vero e proprio percorso attraverso la conferenza regionale. La conferenza regionale e il percorso significa avere coscienza di quella che è evidentemente la situazione, coscienza delle regole nuove e di come queste regole nuove possano impattare evidentemente su quello che è il sistema agricolo veneto. Dopodiché bisognerà considerare e valutare quella che sono l'acquisizione delle valutazioni da parte del sistema, vedremo dopo, e quindi tutto ciò per definire quello che sarà poi la posizione del Veneto e soprattutto quali sono il programma degli interventi che saranno più funzionali possibile rispetto a quelle che sono le esigenze del sistema. Su questo bisogna fare appunto allora il paio con quelle che sono nuove regole, perché l'introduzione evidentemente del regolamento della nuova programmazione significano appunto, come avete visto e vedrete, nuove regole, significano nuove risorse perché si tratta evidentemente di un quadro finanziario assolutamente diverso e bisognerà tener conto di quelli che sono gli strumenti che sono messi a disposizione. Alcuni sono confermati, tutti quelli che sono la parte legata agli interventi proprio strutturali sulle aziende e anche gli interventi settoriali e gli strumenti nuovi, gli strumenti che sono stati messi e vengono messi a disposizione, ovvero gli strumenti che cambiano, penso così in maniera così immediata a quella che è appunto l'abbandono dei titoli, ad esempio, e quindi la nuova situazione che si può venire a creare. Quindi la conferenza è il punto di vista, è raccogliere quelle che sono, in base a quelle che è la fotografia e la possibile sviluppo, quelle che sono le valutazioni. Come useremo questi elementi e queste valutazioni e quanto deriverà dalla conferenza? Come dicevo, in due livelli. Da una parte quella che è il nostro posizionamento rispetto al capitolo PAC dentro il piano nazionale e dall'altra parte evidentemente l'elaborazione specifica del documento regionale. È cambiato anche il sistema, dovrà cambiare anche il sistema di governance. Se si andrà verso un sistema che determinerà all'interno del piano nazionale
quelle che sono delle regole abbastanza generali, che comunque evidentemente fanno il paio con quelle che sono le regole definite evidentemente dalla normativa comunitaria, mentre si andranno a definire in maniera più specifica quelle che sono gli interventi e le attività all'interno dell'ambito regionale. L'ambito regionale che rimane diciamo autonomo rispetto a quella che è l'interlocuzione a livello comunitario, perché l'ambito regionale non dovrebbe essere approvato dall'Unione Europea. L'Unione Europea approva il piano nazionale, e più semplice è il piano nazionale, più semplice sarà muoversi rispetto a quelli che sono gli adeguamenti in funzione di quello che accade nell'ambito di 7 anni, e questa è la cosa fondamentale. Qui riassumiamo le tappe di quella che è la conferenza. Siamo partiti all'inizio di quest'anno con l'analisi di contesto e l'individuazione di fabbisogni. Oggi è il primo incontro del tavolo regionale, dopodiché si passa alle fasi successive, che saranno una consultazione online, di cui sarà data evidentemente indicazione e ragguagli. Dopodiché il 27 novembre, quindi poco prima di arrivare al documento finale, ci sarà il secondo tavolo regionale, il secondo incontro, dove ci sarà evidentemente diciamo così, il riscontro di quelli che è stato il lavoro non solo di analisi di contesto che viene presentato oggi, ma anche il lavoro legato alla consultazione, per poi arrivare, come ha detto il dottor Blasi, alla definizione di documento finale nel dicembre 2026, che ci consentirà quindi speriamo di arrivare a quelle che sono le date in tempo per fare in modo che tutto abbia il corso che deve avere senza alcun intoppo. Il tavolo di partenariato è ampio, è stata proprio una volontà quella di avere un ampio tavolo di partenariato che a questo punto è composto da 166 appunto componenti. Vedete la suddivisione nelle diverse aree. La volontà è quella di fare in modo che il tavolo del partenariato sia il più ampio possibile per raccogliere in maniera più sistematica possibile quelle che sono le osservazioni, e quindi rendere soprattutto edotti quelli che sono i componenti del tavolo di partenariato di quelle che sono le attività e di quello che è l'andamento rispetto al tempo. Fondamentale per il lavoro del tavolo di partenariato è il coinvolgimento. Noi ce la mettiamo tutta per informarvi e per aggiornarvi, ce la mettiamo tutta anche per ascoltarvi. Quello che viene chiesto evidentemente al sistema del partenariato è quella di essere proattivi. Ogni mese noi facciamo delle comunicazioni a tutti i partner. Sono informazioni che è bene, è opportuno siano lette, siano valutate, in maniera tale che la collaborazione sia una collaborazione attiva e sia una collaborazione anche che dia effettivi risultati. E questo è una cosa assolutamente fondamentale che porta a quelle che sono i contributi che dobbiamo e vogliamo possa avere appunto il tavolo. Partecipare vuol dire partecipare alla consultazione, partecipare, come dicevo prima, a tutte quelle che sono le parti informative e divulgative di confronto, quindi essere non solo spettatori, perché per essere spettatori non serve essere tra virgolette qualificati, e soprattutto fare in modo che quello che viene fatto venga A, capito, B, venga data amplificazione rispetto evidentemente anche a tutto quello che è il territorio, perché voi come ovviamente siete dei rappresentanti, e come rappresentanti evidentemente avete anche, dico il dovere o quantomeno la necessità di poi trasferire quelle che sono quello che è le informazioni. Quindi
il primo lavoro è stato quello di effettuare una valutazione di quello che è, di quelli che sono gli ambiti e di quelli che sono le situazioni. Abbiamo chiesto da questo punto di vista il supporto scientifico del Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, che ha quindi effettuato prima una individuazione di quelli che sono la situazione e i dati aggiornati, dopodiché una lettura dei dati secondo appunto un'analisi svuota e non per diciamo così sorpassare quelle che sono le possibili esigenze del sistema produttivo, ma per come posso dire, dare ordine a quelle che sono le possibili necessità, sono stati individuati i principali fabbisogni che derivano appunto da queste analisi. Quindi io passo la parola, lascio la parola al professor Trestini. Grazie. Grazie dottor Zanola, appunto vogliamo passare la parola adesso all'Università di Padova perché appunto la Regione ha scelto di avviare un importante lavoro di analisi del contesto territoriale, lo fa assieme all'Università di Padova, quindi passo la parola al professor Samuele Trestini dell'Università di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali. Buongiorno a tutti, credo che si senta la voce. Sì. E grazie per ovviamente per l'introduzione e per la partecipazione. E in primo luogo, scusa Alberto, in primo luogo segnalo che l'autorità di gestione ha voluto dare questo compito al Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali, che non ha lavorato da solo, oltre ad una stretta collaborazione sia con l'autorità di gestione che con le direzioni regionali, ha condotto la propria attività ed inoltre ha collaborato con decine di ricercatori all'interno dell'Università di Padova, anche di altri dipartimenti, e ha mantenuto una stretta collaborazione anche con la sede regionale del CREA, che di fatto offre e dà disponibilità di dati e servizi per arricchire le attività e i contenuti, quello che vi andrò un po' a presentare. Il dottor Zanola ha dato una prima indicazione del processo e noi questo è quello che cerchiamo di presentarvi quest'oggi, soprattutto per dare consapevolezza al partenariato di come abbiamo lavorato, della metodologia condivisa che abbiamo realizzato, per arrivare ad una proposta di fabbisogni che sia coerente, ovvero ciò che serve, ciò di cui c'è bisogno per poter essere in grado di rispondere agli obiettivi presenti nell'ambito della nuova proposta della politica agricola, che vi presenterò rapidamente per inquadrare il contesto. Come diceva il dottor Blasi in precedenza, noi abbiamo una nuova struttura di regolamento e non abbiamo un regolamento della politica agricola che ha una impostazione a sé stante, ma la politica agricola è all'interno di un regolamento, fondo unico, piano unico, insomma un po' di sinonimi che si usano, che di fatto definisce le risorse e inserisce la politica agricola assieme ad altre politiche. Gli obiettivi della PAC quindi sono all'interno di una politica, di un obiettivo generale più importante, che è definito come mantenere la qualità della vita nell'Unione, all'interno del quale ci sono degli obiettivi specifici, 4 dei quali sono coerenti con la PAC. Perché citiamo ancora la PAC? Perché a latere, di fianco a questo regolamento più generale, c'è un regolamento specifico sulla politica agricola comune a cui si collegano questi obiettivi specifici. Sono 4, sono l'1, il 2, il 3 e il 5, almeno questa è l'identificazione, all'interno di questa lista più ampia che risponde a questo obiettivo generale di mantenere la qualità della vita nell'Unione. E queste definizioni già suggeriscono un come raggiungere questi obiettivi. Vi leggerò le parti in grassetto per non fare una lettura troppo noiosa. Il primo, sostenendo un reddito più equo e sufficiente per gli agricoltori, compresa la posizione degli agricoltori nella catena del valore. Il secondo fa riferimento alla capacità di realizzare o di contribuire alla sicurezza alimentare a lungo termine,
qui è una cosa che sottolineo spesso, in Italia noi facciamo spesso confusione perché usiamo lo stesso termine sia per la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti che per la sicurezza alimentare, ovvero degli approvvigionamenti. Vi ho messo il termine in inglese perché questo è chiaro, parliamo della capacità di autoapprovvigionamento del sistema agricolo forestale regionale. Il terzo obiettivo ha a che fare con l'accrescimento dell'attrattività del tenore di vita, ovviamente nel contesto delle aree rurali, con una particolare attenzione al ricambio generazionale. Un aspetto contenuto in questo obiettivo è anche la capacità degli agricoltori di far fronte alle crisi, di essere preparati alle crisi, e da ultimo il potenziamento dell'accesso alla conoscenza e all'innovazione. Il quarto, che è il numero 5 nella lista obiettivo, ha un profilo che tocca prevalentemente le tematiche di sostenibilità ambientale e di benessere e di tutela del benessere degli animali, e punta al rafforzamento delle pratiche di gestione sostenibile dell'agricoltura e della silvicoltura, il sostegno e la gestione efficiente delle risorse idriche, l'incremento dello sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conservazione e il ripristino della biodiversità del suolo e delle risorse naturali, e nonché, questo vedete in finale, il miglioramento del benessere animale. Ora, in questo quadro, assieme all'autorità di gestione, abbiamo definito una struttura, un insieme di tematiche che abbiamo ritenuto opportuno sviluppare, e abbiamo collegato queste tematiche prioritariamente a degli obiettivi. Vi dico prioritariamente perché di fatto queste tematiche hanno una caratterizzazione trasversale. Qui in questa sede non sono state analizzate le filiere in modo specifico, quanto piuttosto tematiche trasversali e collegate all'obiettivo prioritario. Però prioritario perché, trattando tematiche trasversali, hanno anche un collegamento con gli altri obiettivi. Questo è stato un lavoro corale. In questa attività i soggetti coinvolti, come vi dicevo, sono ricercatori in diversi ambiti. L'autorità di gestione ha visionato i prodotti in prima lettura, le direzioni regionali hanno a loro volta visionato questi prodotti, e c'è stata una concertazione nel verificare le fonti, la possibilità di approfondire determinate tematiche, la disponibilità di dati, la coerenza dell'approccio accademico con l'approccio istituzionale, in modo da avere un prodotto di cui almeno le strutture istituzionali e di ricerca hanno piena consapevolezza e condivisione. Queste schede sono a vostra disposizione come partenariato e quindi sono per voi consultabili. I prodotti sono ampi, 33 schede con una lunghezza media dalle 5 alle 10 cartelle ciascuna, pagine ciascuna, e i prodotti complessivi a disposizione è piuttosto ricco, però permette a tutto il partenariato di valutare il contesto regionale basato su dati di diverse fonti, alcuni ufficiali, alcuni dati specifici che sono in possesso della Regione Veneto, e quindi costruire una propria consapevolezza e punto di vista rispetto alla situazione regionale. Ovviamente il tempo di affrontare tutto ciò che c'è all'interno di queste schede non c'è, e cercherò quindi io di proporvi una carrellata su alcuni punti che abbiamo ritenuto rilevanti, ma ovviamente è una rappresentazione puramente parziale di ciò che c'è a disposizione dell'analisi svolta nel complesso. Però cercherò in qualche modo di costruire una storia che racconti la situazione. In primo luogo una dimensione economica, io vi collegherò in alto a sinistra l'obiettivo prioritario che andiamo a toccare, e segnaliamo e partiamo dagli elementi strutturali. Il settore dell'agricoltura veneta mantiene il potenziale produttivo, ovvero le proprie superfici produttive, ma ha subito una fortissima riorganizzazione. Nel periodo intercensuario, dal 2010 al 2020, sono uscite oltre il 30% delle imprese. A volte io lo sento raccontare come un elemento positivo, io non lo segnalo come un elemento positivo, perché è un segnale a una situazione di crisi diffusa all'interno del settore agricolo. Ci sono tante imprese che non riescono più a rimanere sul mercato. E sebbene l'economia regionale sia cresciuta nel periodo 2015-2023 dell'11,6%, cioè in mezzo alla crisi del Covid dal punto di vista economico, e quando parliamo di crescita reale, lo citava prima anche Blasi parlando del budget dell'Unione Europea.
Noi in questo periodo di quasi 10 anni abbiamo avuto un'insignificativa inflazione, quindi 100 euro valevano in modo diverso nel 2015 rispetto al 2024. Se noi andiamo a vedere la ricchezza prodotta dall'agricoltura, silvicoltura e pesca in regione nel periodo 2015-2024 a prezzi reali, quindi tolto l'effetto inflattivo, l'agricoltura veneta è arretrata del 6% in termini di ricchezza prodotta. Possiamo parzialmente consolarci del fatto che l'agricoltura veneta è arretrata meno del dato medio nazionale, ma è una magra consolazione, e penso che di questa percezione, di questa difficoltà, ci sia comunque una percezione diffusa anche in questa sala. A fianco a questo contesto c'è anche un altro elemento che di cui non ci nascondiamo, e gli agricoltori e il settore agricolo ne è pienamente consapevole: il livello di sostegno a favore delle imprese è significativamente diminuito. Nel periodo dal 2015 al 2024 la Regione riceve quasi 104 milioni di euro all'anno in meno a sostegno del settore nell'ambito delle politiche di pagamenti diretti, che è ovviamente una frazione molto importante, qui non abbiamo ovviamente lo sviluppo rurale. Nella dimensione pagamenti disaccoppiati, quindi sostegno di base, questo taglio è stato ancora più significativo. Oggi abbiamo avuto un taglio quasi il 52% dei pagamenti disaccoppiati. Ovviamente ci sono altri pagamenti che sono intervenuti, sono i cosiddetti ecoschemi, ma gli ecoschemi, se il pagamento disaccoppiato si basa sostanzialmente sulle richieste di condizionalità e condizionalità rafforzata della vecchia programmazione, e quindi è soggetta ad un taglio, mentre gli ecoschemi richiedono uno sforzo aggiuntivo agli agricoltori. Questi ecoschemi non hanno compensato il taglio dei pagamenti diretti. Il modello attuale eroga però una quantità più importante per quanto riguarda gli aiuti accoppiati, e questa è una valutazione che il settore deve fare rispetto a quale sia la tipologia di aiuti che interessa e che sostiene maggiormente il nostro settore agricolo. Se guardiamo però al sistema agroalimentare più allargato, notiamo che il trend non è lo stesso. Il sistema agroalimentare, quindi che include anche la dimensione industriale, e in modo particolare l'industria alimentare rappresentata nel grafico di destra, ha avuto una crescita del 16% in termini di ricchezza creata, di valore aggiunto, ed è cresciuta più dell'economia nel suo complesso, sia a livello nazionale che in Veneto. Ecco, l'agroindustria in parte è collegata all'agricoltura, pensiamo al sistema cooperativo, in cui tra l'altro il Veneto ha un ruolo piuttosto importante. L'incidenza della cooperazione nel settore alimentare in Veneto è anche più grande rispetto alla media nazionale, tuttavia è una quota che non è maggioritaria. Il valore aggiunto della cooperazione pesa su una quota del 18,7%. La cooperazione, l'arco temporale che qui considero è più breve rispetto al periodo più lungo 15-23, e dal 2017 al 2022, segnala analogamente alla dinamica generale dell'industria alimentare una dinamica positiva. Quindi il modello cooperativo che trasforma e che quindi si colloca sul mercato finale gode e garantisce una crescita dei valori. Un altro elemento molto importante che rappresenta la capacità dell'agricoltura di essere collegata con il traino che osserviamo nel settore dell'industria alimentare è il sistema delle indicazioni geografiche. Sostanzialmente le indicazioni geografiche presenti in Veneto, siano esse DOP ma anche IGP, sono collegate al settore agricolo, e lo stesso ovviamente dicasi per il sistema delle denominazioni di origine in ambito vitivinicolo, che sono completamente collegate al settore agricolo, se non per frazioni minime nel caso dell'IGT, e segnala una serie di primati per l'agricoltura regionale. Le indicazioni geografiche pesano per il 39% dell'agroalimentare regionale, sviluppano un valore di 4,8 miliardi di euro e confermano una continua crescita nell'ultimo anno, registrato dal 2022 al 2023, hanno un tasso di crescita del 2,2% l'anno, quindi è piuttosto significativo. L'unica criticità che emerge è una concentrazione, ovvero il sistema delle indicazioni geografiche è molto importante, ma è molto importante prevalentemente nel settore vitivinicolo, dove il Veneto primeggia
Se il Veneto primeggia sull'indicazione geografica a livello nazionale, primeggia ancor più nel settore vitivinicolo a livello nazionale. Il settore dei formaggi è sicuramente molto importante. Noi abbiamo una capacità di veicolare nel sistema di indicazione geografica circa la metà del valore del latte prodotto a livello regionale, quindi valorizziamo in modo significativo questa quota. Altri settori hanno un peso significativamente inferiore, quindi rispetto a questa soluzione altri settori fuori dal settore vino e formaggi abbiamo una partecipazione piuttosto ridotta. I settori, gli ambiti locali, anche per esempio l'ambito montano, sta negli ultimi anni investendo molto anche in nuovi modelli. La Regione Veneto si è fatta capofila per esempio del modello delle piccole produzioni locali che valorizzano prodotti che non sono identificati come indicazioni geografiche ma hanno la capacità di valorizzare sia i sistemi produttivi tradizionali, le PAT nel caso per esempio in ambito regionale, sia i modelli produttivi locali e i circuiti di mercato locale che comunque garantiscono una visibilità non solo nella dimensione produttiva anche nell'ambito turistico locale. Questa descrizione, questo modello rappresenta il Veneto come un'economia di trasformazione. Lo è tutta l'Italia un'economia di trasformazione. Noi non abbiamo la capacità di produrre materie prime sufficienti a soddisfare la domanda dell'industria che valorizza una quota importante del valore creato nei mercati internazionali. Tuttavia si segnala un trend, una divaricazione del trend delle dinamiche e delle bilance commerciali per quanto riguarda le produzioni agricole e le produzioni industriali. Oggi noi siamo in attivo per quanto riguarda la bilancia commerciale come Regione Veneto, anche se negli ultimi anni questo attivo si è contratto. Oggi abbiamo nel 24 abbiamo circa 173 milioni di euro di attivo, esportazioni meno importazioni. Nel 2020 avevamo un picco di 733 milioni di euro. E continuiamo a segnalare in termini quantitativi un deficit. Noi di fatto importiamo materie prime a basso valore aggiunto o a basso valore unitario più che valore aggiunto ed esportiamo prodotti ad elevato valore. Tuttavia in termini volumetrici continuiamo ad espandere il nostro deficit sulle dimensioni che riguardano materie prime come per esempio cereali, semioleosi, ma anche lo stesso settore delle carni bovine è in difficoltà. Zucchero tra le altre dimensioni. Passando ad altre tematiche, ovvero quello dell'attrattività delle zone rurali che è stato citato, il tema è un tema molto importante e non è un tema risolto. Qui avete di fianco una rappresentazione delle aree in spopolamento, dei comuni in spopolamento e delle aree rurali. Vedete una buona sovrapposizione. Le politiche rurali hanno un ruolo piuttosto importante, un'attenzione in questo senso va sicuramente posto e troverete del materiale nell'ambito delle schede tematiche che hanno approfondito molto questi aspetti. Sicuramente l'attrattività delle aree rurali fa il paio con il ricambio generazionale. La regione è una regione che ha investito molto, soprattutto con la programmazione di sviluppo rurale in questo ambito, e ha cercato di tenere e di sostenere la presenza dei giovani in agricoltura, giovani che si caratterizzano per essere le imprese più evolute in questo senso, ovviamente perché queste sono quelle che prepareranno il futuro dell'agricoltura. Sono l'8,2% delle imprese, ma gestiscono il 14,3% della SAU, hanno in media una superficie di quasi 17 ettari, sono 2,2 volte più informatizzate della media delle imprese agricole e in area montana i giovani hanno un ruolo molto importante. Il 13% dei giovani si colloca in area montana e i giovani che gestiscono imprese in area montana sono ancora più importanti rispetto alla media nazionale, sono il 16,5% media regionale, sono il 16,5% delle imprese in area montana e gestiscono quasi un quarto della superficie agricola in area montana. Quindi queste imprese assumono un ruolo da protagonisti in territori che manifestano delle difficoltà di sviluppo. Ovviamente l'agricoltura, se ci spostiamo ad analizzare il contesto esterni, gli elementi esterni, sono esposti a fattori molto impattanti. Non mi soffermo, qui ci sono un po' di numeri legati al cambiamento climatico. Noi oggi qui siamo un po' al fresco, ma fuori la situazione non è semplicissima. Qui vedete dati sia in riferimento all'andamento delle noti tropicali, sia all'impatto di eventi estremi in ambito forestale come è stata la tempesta Vaia.
e le statistiche ci confermano anno dopo anno che la pressione dei cambiamenti climatici e l'incertezza su quali sono le condizioni climatiche per svolgere l'agricoltura nei prossimi anni cresce in modo significativo. L'agricoltura e gli agricoltori a livello regionale, avendo la possibilità di intervenire con strumenti di gestione del rischio, mentre l'ambito forestale ha ricorso molto di più a interventi di ripristino del potenziale produttivo, l'agricoltura regionale è un'agricoltura che attinge ampiamente a strumenti e a supporto per la gestione del rischio. È la regione che più ricorre per esempio ad assicurazioni agevolate, arriva ad avere un valore agricolo delle produzioni vegetali assicurato di 1,6 miliardi di euro nel 2023 e inoltre si è attrezzata per far fronte ai rischi legati a fitopatie, per esempio, costituendo dei fondi mutualistici molto significativi sia in ambito uva da vino che in ambito seminativi, che raccoglie un numero significativo di agricoltori. Mentre siamo ancora poco attrezzati, a differenza di altre regioni e province limitrofe, nello sviluppo di strumenti di stabilizzazione del reddito, quindi di protezione del reddito delle imprese nel caso di crisi di mercato. Sempre proseguendo sui temi della sostenibilità, due temi piuttosto importanti riguardano la gestione sostenibile delle attività agricole. In Veneto nel 2024 ci sono circa 41.000 ettari gestiti a biologico e quasi 65.000 ettari gestiti con il sistema di qualità nazionale produzione integrata, quindi a basso sistemi di produzione integrata, e gestisce circa il 28% della propria superficie a basso utilizzo di input. Alcuni contesti territoriali non sono particolarmente a volte adatti a sviluppare l'agricoltura biologica. Il target è del 25% nell'uso della SAO a biologico in Veneto non è facilmente realizzabile e sicuramente anche il mercato a cicli per quanto riguarda la domanda di prodotti biologici che a trend positivi talvolta si associa, soprattutto quando ci sono cicli di crisi di mercato, a una bassa disponibilità a pagare dei consumatori. Comunque l'impegno regionale in questa direzione è e permane in modo piuttosto importante, anche l'ingaggio da parte degli agricoltori nell'adottare questa tipologia di pratiche di sostenibilità è piuttosto significativo. Allo stesso tempo, nonostante in regione ci siano quasi oltre 270.000 ettari che si caratterizzano per essere aree agricole ad alto valore naturale, oltre quasi 140.000 ettari come foreste ad alto valore naturale e una presenza piuttosto diffusa di imprese collocate in area Natura 2000, nonostante questo impegno persistono indicatori di carattere ambientale che segnalano una difficoltà per esempio della biodiversità, come l'indicatore che trovate sulla vostra destra, a essere protetto o a essere mantenuto su standard ritenuti adeguati, nonostante l'impegno in questa direzione. E allo stesso tempo la compresenza o la necessità e l'importanza di garantire gli approvvigionamenti produttivi con le attività produttive a fianco alla necessità di garantire una sostenibilità ambientale è uno sforzo che è continuamente in essere e va correttamente commisurato. Sulla destra potete vedere alcuni risultati legati per esempio alla gestione degli effluenti in aree vulnerabili ai nitrati. Qui abbiamo avuto negli anni, quindi una progressione abbastanza lunga di 14 anni, una riduzione significativa dell'azoto utilizzato e un allontanamento dai massimi consentiti per quanto riguarda l'azoto utilizzato rispetto ai massimali concessi in area. Quindi lo sforzo in questo contesto di gestire l'utilizzo dell'azoto da effluenti zootecnici è piuttosto importante. Ovviamente la capacità di garantire gli approvvigionamenti alimentari necessita lo svolgimento di attività produttive e il carico e la presenza di allevamenti determina ovviamente anche delle emissioni. In questo caso avete un dato per quanto riguarda l'ammoniaca, pur avendo la Regione conservato la capacità di garantire standard elevati della qualità delle acque superficiali e profonde per quanto riguarda la presenza di nitrati, quindi la pressione legata alla zootecnia in ambito regionale. Chiudo questa carrellata citandovi la presenza di un sistema della conoscenza molto sviluppato,
Qui avete i numeri, adesso non ve li leggo nel dettaglio, ma denotano sicuramente un amplissimo patrimonio regionale per quanto riguarda l'investimento nella sicurezza, anche se osserviamo un calo della disponibilità di professionalità sia di giovani formati in ambito agricolo nelle scuole superiori e nelle università, sia nella disponibilità di consulenti, di cui più tardi vi faremo qualche commento assieme alla collega, la dottoressa Stiletto. Quindi, per concludere, qui avete alcuni appunti che non vi voglio come dire, leggere nel dettaglio, ma sicuramente è importante, emerge come importante il tema di garantire la competitività del sistema produttivo regionale, ma assieme garantire il presidio del territorio, quindi evitare l'abbandono delle aree che apparentemente sono meno produttive. Va rafforzata la relazione di filiera, perché abbiamo una dicotomia per quanto riguarda la direzione dei valori e della ricchezza prodotta negli ambiti agricoli e industriali, quindi va riallineato questo sistema. Sicuramente va garantita la produttività e anche l'intensificazione dei processi dove è necessario, mantenendo un'attenzione e una garanzia della sostenibilità ambientale. E ovviamente è importante usare un corretto connubio, anche come diceva prima l'assessore Bond, fra l'innovazione e il coinvolgimento dei giovani, che sono sicuramente i primi soggetti in grado di introdurre e trasmettere l'innovazione al sistema regionale. Grazie. Io vi ricordo che tutte le slide che state vedendo oggi le potete trovare sul sito, quindi ho visto che qualcuno fotografava, ma comunque è tutto sul sito, quindi le potete trovare. Lo aveva anticipato, adesso vogliamo rientrare nel vivo e vedere quali sono i fabbisogni individuati per lo sviluppo agricolo e rurale del Veneto nel prossimo ciclo di programmazione. In particolare sono stati individuati 40 fabbisogni strategici che costituiranno una base importante per la futura programmazione. Quindi abbiamo chiamato sul tavolo anche Alice Stiletto del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali e assieme a Samuele Trestini appunto ci daranno questo ulteriore quadro prima del coffee break. Grazie. Ok, come anticipato, quindi questa seconda presentazione che vi faremo ha l'obiettivo di definire un po' il percorso che ci ha portato alla definizione di questi fabbisogni, che, come diceva il dottor Zanol prima, è partita, diciamo, da un'analisi di contesto che vi ha illustrato adesso il professor Trestini e che ci dà un po' una visione d'insieme di quella che è la situazione veneta in questo momento, che è composta, che quindi si compone di queste 33 schede tematiche che tuttavia non sono riportate, diciamo, in una maniera strutturale o funzionale alla definizione dei fabbisogni. Per cui il secondo step che ci ha portato alla definizione dei fabbisogni è stato proprio quello di riorganizzare, diciamo, tutta questa stato dell'arte, questa fotografia, diciamo, della visione del Veneto attraverso un sistema, un documento che fosse strategico e funzionale alla definizione dei fabbisogni, ossia attraverso queste analisi SWOT, che non sono altro che dei documenti in cui diciamo, l'analisi di contesto viene riportata in modo strutturato sulla base di 4 elementi. Il primo sono i punti di forza, che quindi ci descrivono quello che a livello veneto già siamo in grado di fare molto bene se vogliamo raggiungere l'obiettivo finale. Allo stesso tempo ci mettono in evidenza i punti di debolezza, che quindi invece descrivono quello che invece riusciamo a fare un po' meno bene, diciamo, sempre, e che potrebbe quindi limitarci nel raggiungimento degli obiettivi, ma mettono in evidenza anche altri 2 elementi che non sono, diciamo, degli elementi interni alla regione del Veneto, ma che comunque potrebbero avere un impatto nel raggiungimento degli obiettivi a cui miriamo. E questi 2 elementi sono diciamo, definiti come delle opportunità che pur non essendo esterne da noi, o comunque che non riusciamo a governare a livello completo, comunque dobbiamo sfruttare se vogliamo raggiungere questo obiettivo. E allo stesso tempo ci sono invece delle minacce, quindi degli elementi diciamo, negativi che dobbiamo cercare di mitigare o di schivare se vogliamo raggiungere questi obiettivi. Per cui, come anticipato appunto precedentemente, abbiamo stilato queste 4 analisi SWOT, una per ogni obiettivo, che ci ha permesso poi di definire questi fabbisogni, che rappresentano quindi i desiderata della regione, o soprattutto che ci definiscono come effettivamente vogliamo arrivare al raggiungimento degli obiettivi, in modo un po' più strutturato e dettagliato.
Quindi alla fine abbiamo definito e strutturato 39 fabbisogni, circa 10 per ogni obiettivo, che appunto ci rappresentano un po' la strada che dobbiamo seguire per seguire questi obiettivi. Ci focalizziamo adesso un po' più nel dettaglio su questa analisi SWOT e vi raccontiamo un po' come siamo riusciti a strutturare, diciamo, questo tipo di analisi. Ora, il tipo di strumento non è sicuramente una novità in tema di pianificazione o di programmazione, perché un'analisi SWOT è un elemento, comunque una metodologia che normalmente si utilizza per appunto arrivare alla definizione dei fabbisogni. Quello che però abbiamo fatto in modo diverso è cercare, in accordo appunto con la regione, con l'autorità di gestione, di cercare di farlo in un percorso a più tappe, che ha permesso non solo di validare, diciamo, nel tempo tutta questa definizione dei punti di forza, di debolezza, le opportunità delle minacce, ma che ha anche permesso di approcciare al sistema attraverso punti di vista che sicuramente sono diversi. Siamo infatti partiti da una prima strutturazione, diciamo, di questa analisi SWOT che possiamo definire più tecnica, perché abbiamo chiesto agli autori delle schede, che quindi avevano un po' il polso della situazione, di ripensare effettivamente alla propria scheda, quindi al proprio contesto e quindi ai numeri o alla descrizione che hanno appena riportato, per cercare di mettere in luce che cosa effettivamente eravamo già in grado di fare molto bene, quindi punti di forza, quello che invece eravamo in grado di fare meno bene, punti di debolezza e così via. Quindi, facendo un esempio un po' più pratico, se pensiamo all'obiettivo 2, che è quello di contribuire alla sicurezza alimentare a lungo termine, come vedete riportato nella slide, ci sono 3 schede che sono state collegate in modo prioritario a questo obiettivo. Quindi noi abbiamo chiesto agli autori di queste schede di mettere in evidenza quali sono appunto gli elementi, i punti di forza, quindi gli elementi che la Regione Veneto può sfruttare per riuscire, per esempio, a garantire la sicurezza alimentare a lungo termine, e così via per tutti gli altri punti della SWOT. Ovviamente abbiamo spiegato che cosa si intende per punto di forza, debolezza, opportunità e minacce prima di raccogliere i dati, e nella tabella in basso riuscite a vedere quello che l'autore di una di queste schede ha riportato come diciamo elementi prioritari per il raggiungimento di questo obiettivo. Per esempio ci ha detto che il Veneto già sfrutta una serie di accordi commerciali che sono in atto sia a livello europeo ma anche a livello extra UE, che permettono di avere degli approvvigionamenti alimentari stabili a prezzi contenuti. Ora, questo potrebbe non essere in linea, diciamo, con l'obiettivo di garantire un reddito equo per gli agricoltori, ma sicuramente ci permette di contribuire alla sicurezza alimentare, perché riusciamo ad avere accesso al cibo a prezzi contenuti, diciamo, in modo piuttosto stabile. Tuttavia sappiamo anche che questa stabilità può essere minacciata un po' dalla situazione geopolitica che stiamo vivendo, quindi dal fatto che questi mercati sono piuttosto turbolenti e che quindi potremmo, indipendentemente dalla nostra volontà o delle nostre capacità, trovarci in una condizione in cui è difficile per noi garantire questa stabilità negli approvvigionamenti. Per cui quello che noi abbiamo fatto poi come università è stato riorganizzare un po' tutti questi dati che abbiamo raccolto, cercando di mettere in evidenza in modo sistematico, insomma, come tutti questi punti fossero effettivamente collegati all'obiettivo di riferimento, eliminando invece tutti quegli spunti che sono emersi ma che non erano coerenti con l'obiettivo. Per esempio, se in questo caso poteva essere stato riportato qualche elemento che aveva a che fare per l'appunto con il reddito dell'agricoltore e non con la sicurezza, con il garantire la sicurezza alimentare a lungo termine. Questa prima, diciamo, analisi SWOT è stata poi integrata attraverso una validazione partecipata che ha coinvolto diversi ricercatori, come prima menzionava il professor Trestini, quindi che coinvolgono diversi dipartimenti dell'Università di Padova e diversi ricercatori del CREA. Qui in immagine vedete alcune, diciamo, dei momenti che abbiamo vissuto durante la giornata, in cui abbiamo organizzato 4 diversi workshop, uno per ogni analisi SWOT, in cui appunto abbiamo chiesto ai partecipanti di revisionare l'analisi SWOT che avevamo preparato, ma anche di integrarla e di discuterla, e soprattutto abbiamo iniziato a prioritizzare questi elementi. Quindi questo è un po' quello che è emerso durante le giornate, sempre in riferimento all'obiettivo 2. Quindi diciamo, noi abbiamo inizialmente presentato ai partecipanti l'analisi SWOT che avevamo costruito, l'analisi SWOT iniziale, e questa è stata appunto integrata e validata
sulla base delle esperienze di questi esperti che sono stati coinvolti, che potevano quindi aggiungere qualcosa di nuovo oppure modificare quello che effettivamente poteva essere non chiaro, e soprattutto hanno iniziato a creare dei collegamenti tra i diversi punti, che come vedremo sarà un elemento fondamentale nella definizione dei fabbisogni. Per quanto riguarda la prioritizzazione, invece, abbiamo quindi chiesto ai partecipanti di dare un ordine di priorità o di importanza a questi fabbisogni, a questi elementi, sempre in funzione del raggiungimento dell'obiettivo. Come? Ogni partecipante aveva a disposizione 4 bollini, uno per ogni quadrante, e doveva allocarli ai temi che ritenevano più importanti. Quindi nell'immagine vedete che alcuni temi hanno più bollini attorno e sono quelli che sono stati considerati più importanti, alcuni invece sono stati considerati meno importanti, diciamo, per il raggiungimento dell'obiettivo. Ora, questa analisi SWOT è stata ovviamente ristrutturata sulla base di analisi, diciamo, delle interviste, del focus group che è stato fatto, comunque di analisi dei testi e così via, e abbiamo predisposto come università appunto un documento che fosse assolutamente leggibile, integrando quindi tutti gli elementi di discussione. Questo documento, che è quello che vedete alla vostra destra, è stato poi totalmente revisionato dall'autorità di gestione in una prima battuta, che ha di nuovo integrato e validato questa versione, al fine poi di dare questo documento SWOT, diciamo, in questo momento finale, a un tavolo di lavoro tecnico che ha coinvolto invece le diverse direzioni. Quindi la direzione agroambiente, la direzione agroalimentare, l'autorità di gestione e la direzione foreste, che hanno lavorato insieme di nuovo per migliorare ancora una volta tutta questa analisi SWOT che è stata predisposta in questo momento, integrando quello che effettivamente poteva essere mancante, eliminando i punti non coerenti con l'obiettivo non espressi chiaramente e modificando tutto quello che non era comprensibile. Questo è il documento finale SWOT che avete voi a disposizione, che descrive appunto i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce che la Regione Veneto ha in questo momento per il raggiungimento dei 4 diversi obiettivi. Ora, questo documento, come abbiamo detto, ci è stato propedeutico per definire i fabbisogni, che rappresentano per l'appunto il modo con cui noi vogliamo arrivare a raggiungere l'obiettivo. Anche in questo caso la definizione dei fabbisogni è stata strutturata in un percorso a più fasi, che ha previsto in prima battuta di aggregare questi elementi della SWOT, perché in questo momento noi avevamo un documento che conteneva effettivamente tutti i punti di forza, di debolezza e così via, ma che non erano collegati o integrati tra di loro. Quindi la prima fase che ha previsto la definizione dei fabbisogni è stata proprio quella di identificare delle tematiche comuni legate a questi fabbisogni. Per esempio, ritornando sempre all'esempio dell'obiettivo 2 delle importazioni stabili a prezzi contenuti, noi sappiamo che il Veneto è forte di queste importazioni stabili, diciamo a basso prezzo, che effettivamente può sfruttare la presenza, insomma, nel libero mercato per continuare ad avere queste importazioni stabili, ma che, come ci diceva prima il professor Trestini, siamo effettivamente sempre più dipendenti nell'importazione di alcune di queste materie prime critiche, e questo potrebbe essere ancora peggiorato dal fatto che la situazione geopolitica in cui ci troviamo è, possiamo definire così, turbolenta. Per cui, mettendo insieme tutti questi punti, possiamo effettivamente dire che questi elementi sottendono a un tema comune, che è quello degli approvvigionamenti esteri e della vulnerabilità commerciale. Quindi questa prima fase ha avuto l'obiettivo di incasellare, diciamo, punti di forza e di debolezza per definire dei temi comuni. Questi temi comuni ci sono serviti poi per definire dei fabbisogni, perché la logica, diciamo, che dobbiamo seguire quando partiamo da un'analisi SWOT è quella di definire dei fabbisogni che siano strategici, partendo proprio da queste analisi SWOT. Quindi quello che noi dobbiamo fare come Regione è quello di cercare di valorizzare tutto quello che già funziona, quindi di trasformare i punti di forza in vantaggi competitivi, superando però tutte le criticità interne che già ci sono, e quindi cercando anche di diventare sempre più resilienti rispetto alle sfide esterne future a cui ci troviamo davanti. Quindi, sulla base di questo, la definizione dei fabbisogni, seguendo questo approccio TOWS che, diciamo, ha come obiettivo proprio quello di ristrutturare in modo sistemico, diciamo, tutti gli elementi della SWOT in fabbisogni, si propone di definire quindi questi fabbisogni, questi desiderata, sulla base di questa lettura che vi ho appena detto. Quindi noi dobbiamo cercare di rafforzare la continuità delle forniture
in materie prime strategiche, perché è qualcosa che già funziona molto bene, cercando di valorizzare tutti i canali che ci permettono di continuare a farlo anche in futuro, al contempo cercando di ridurre la dipendenza da queste materie prime che sono critiche, diciamo, per cui abbiamo più dipendenza e che sono esposte a shock esterni. Quindi tutta questa analisi di fabbisogni, come è accaduto per l'analisi SWOT, è stata poi validata, revisionata in modo attento dal tavolo di lavoro composto da tutte le direzioni, che vi ha permesso di avere questa tabella, diciamo, finale, che vi mette in evidenza i fabbisogni, il tema a cui sono collegati e tutti i punti di forza, debolezza, opportunità e minacce che sono stati collegati a questo fabbisogno. Ora che abbiamo descritto la parte più metodologica, il professor Trestini invece vi darà alcune evidenze di 2 di questi fabbisogni dal punto di vista dei contenuti. Grazie. Allora, quello che è stato presentato non è una cosa banale, nel senso che nella scorsa programmazione io partecipavo come referente, però chi aveva il mio ruolo ai tempi era una persona diversa, che è anche presente in sala, che era il dottor Povellato, nella scorsa programmazione, e abbiamo lavorato su una lista di fabbisogni che era già stata definita nella precedente programmazione. Qui è stata colta una sfida che è quella di cercare di lavorare e costruire una metodologia per poter avere dei fabbisogni, fra virgolette, nuovi, nel senso aggiornati, e in questo, nonostante la complicazione, forse che voi l'avete sentita per la prima volta, che avete colto rispetto alla modalità con cui siamo giunti ai fabbisogni, abbiamo però cercato di realizzare ed applicare un approccio più solido possibile, più imparziale possibile e più verificato in più fasi, in modo tale da evitare che sia una visione puramente accademica, puramente tecnica, puramente istituzionale e non con modo facile, nel senso che la discussione è stata importante e piuttosto accesa, però lo sforzo ritengo ne abbia valso la pena, perché è stato un esercizio di policy, di programmazione piuttosto importante. Vi facciamo quindi 2 esempi, perché mica non possiamo leggere 39 fabbisogni. Gli esempi che vi facciamo hanno lo scopo di darvi delle indicazioni, poi ovviamente le presentazioni ce le avete, di come leggere questi fabbisogni, perché sarete chiamati a valutare e prioritizzare, e vi sarà poi un po' spiegato nel dettaglio. Qui abbiamo un fabbisogno che è collegato all'obiettivo 1, in modo particolare sostenere un reddito più equo e sufficiente per gli agricoltori e migliorare la posizione nella catena del valore. Noi abbiamo visto dall'analisi di contesto che il sistema regionale è leader nelle produzioni certificate e di qualità, ed inoltre dalle schede emerge che comunque la produzione è diversificata, nel senso produciamo molti prodotti in diversi comparti agricoli, e questo è supportato dalle informazioni. Il nostro punto di forza: noi siamo la prima regione per valore di produzioni certificate, la seconda regione per numero di indicazioni geografiche, ma per il valore siamo ancora la prima, e inoltre le indicazioni geografiche, e quindi il sistema delle certificazioni, ha un peso molto importante nell'economia regionale. Questo è un punto di forza che dobbiamo valorizzare. Abbiamo però degli elementi di debolezza. Noi abbiamo un sistema agricolo che ha avuto un'uscita di oltre il 30% delle imprese e rimane un settore agricolo frammentato. Chi esce, adesso qui vedrete nelle schede, sono prevalentemente le imprese di piccole dimensioni, che qualcuno dice ogni tanto, bello, così diventano le imprese più grandi. Però insomma il sistema non è esattamente questo. Ogni impresa che è nel settore agricolo sa che prima di chiudere ha passato 10-15 anni di agonia, e quindi questo contesto, invece, invertire questo contesto, ovvero coinvolgere e risolvere il problema della frammentazione, che non è risolverla tramite l'uscita delle imprese, ma è risolverla mediante soluzioni di coinvolgimento delle imprese, è un punto di debolezza che noi continuiamo ad avere al nostro interno. Ci sono però delle opportunità. La domanda di produzione di qualità è ciò che ci tiene in questo momento in piedi sui mercati internazionali, nonostante siano particolarmente difficili.
e tra l'altro si mantiene un interesse per le produzioni sostenibili e locali, e questa è un'opportunità che dobbiamo continuare a cogliere, nonostante nel mercato internazionale ci sia una concorrenza basata su prezzi e standard bassi che dobbiamo fronteggiare, e i territori delle aree montane e alcune aree collinari sono in effettivo svantaggio. Per mettere insieme questi punti si è formulato un fabbisogno che quindi va nella direzione di valorizzare i punti di forza, quindi valorizzare le produzioni certificate, cogliere le opportunità, intercettare la domanda di prodotti di qualità legati al territorio e affrontare i punti di debolezza, ovviamente affrontare le minacce risolvendo i punti di debolezza, affrontando la concorrenza basata su standard produttivi meno rigorosi. Ecco, tutti i fabbisogni sono strutturati in questo modo qua, cercano di seguire questa logica, non in modo perfettamente scolastico in certi ambiti, perché comunque bisognava dare anche un fabbisogno che fosse leggibile e che non diventasse un paragrafo, quindi hanno una certa sintesi. Questo è un fabbisogno che invece è emerso si è arricchito con la discussione, fa riferimento all'obiettivo 3, in modo particolare tocca la tematica relativa all'innovazione. Come vi ho detto prima, sicuramente abbiamo il punto di forza legato all'ecosistema della conoscenza a livello regionale, abbiamo però dei punti di debolezza. Dalle statistiche emerge che l'adozione delle innovazioni, soprattutto quelle organizzative, è abbastanza limitato a livello regionale, e c'è una sofferenza da parte delle imprese che chiedono innovazioni e sperimentazioni che rispondano veramente ai loro bisogni. Questa è un'autocritica che facciamo anche al sistema della ricerca universitaria, che di fatto fa molta ricerca non direttamente e non facilmente trasferibile ai settori produttivi, e questo è il nostro punto di debolezza. Ci sono però delle opportunità, sì. Il Veneto con il sistema ACHIS, con il back office dell'ACHIS, sta investendo in modo significativo nel tentativo di mettere in rete la conoscenza, e questo va sicuramente valorizzato come opportunità. Rimane una minaccia che sono i numeri, ovvero la tendenziale diminuzione di risorse a supporto del trasferimento della conoscenza. E da qui il fabbisogno: promuovere la cultura del cambiamento e l'adozione dell'innovazione, sostenendo la formazione della consulenza tecnica basata su elementi fattuali, quindi ricerca che dia risposte veramente ai bisogni, quindi formazione, consulenza e innovazione basate su ricerca e sperimentazione. Chiudo quindi con quello che è stata l'apertura di questa mia chiusura, ovvero lo sforzo che è stato fatto è stato quello di costruire una pianificazione basata su un approccio strutturale, una modalità che ha incluso punti di vista diversi per poter arricchire la discussione, un approccio multilivello, quindi tecnico, scientifico, istituzionale, che però ora mette in mano questo processo alla parte operativa della Regione Veneto. E quindi quello che ora voi avete a disposizione è cercare una serie di fabbisogni, di modalità di raggiungimento degli obiettivi che siete chiamati a indicare in termini di priorità, perché bisognerà cominciare da qualche parte, una pianificazione, una programmazione necessita dei vostri punti di vista. Chiudiamo quindi dicendo che è vero che abbiamo bisogno di un piano, ma un piano non ha valore se non fatto attraverso una pianificazione. Penso che lo sforzo della Regione Veneto in questo senso, di anticipare i processi anche a livello nazionale, vada nella direzione di costruire un piano frutto di un processo di pianificazione efficace e innovativo. Grazie. Grazie. Ora avremo una pausa. Io vi chiedo una cosa, perché stanno arrivando tante domande sul Padlet. Serve necessariamente nome, cognome e organizzazione da cui venite, per cui si può anche modificare, se potete farlo, e poi continuare a farlo sempre con nome e ovviamente organizzazione. Perdonateci, perché altrimenti non vengono prese in considerazione senza nome, cognome, ente e organizzazione. Ci fermiamo adesso per una trentina di minuti di coffee break. Mi raccomando, dicono 30. No? Un po' meno? 20? 20 minuti, perché siamo in ritardo. 20 minuti, dobbiamo essere qui proprio.
Paura che 10 non ce la facciamo. 20 minuti da adesso. Ripensare a un mondo agricolo che sia più in linea con quelle che sono le esigenze o le caratteristiche dell'ambiente in cui il mondo agricolo lavora, per me è fondamentale. L'imprenditore agricolo è anche il custode di un territorio e questo custode deve avere tutti gli strumenti per poter migliorare il territorio in cui vive, l'ambiente in cui vive, e quindi l'innovazione serve anche a quello. Noi imprenditori agricoli dovremmo valorizzare di più le persone. Oggi siamo in un mondo di alta tecnologia, meccanizzazione, per cui i numeri
sono magari dei numeri un po' ridotti rispetto ovviamente all'agricoltura del 1950, ma il grado di specializzazione richiesto è molto superiore, perché a queste persone richiediamo di azionare sistemi di irrigazione gestiti con lo smartphone, trattori geolocalizzati, e pertanto serve del personale che sia sempre più qualificato. Abbiamo pensato di realizzare una serra un po' diversa dal solito, che fosse innovativa e sostenibile sotto diversi punti di vista. Abbiamo scelto la fragola perché è una coltura che si adatta a diversi ambiti culinari, apportiamo solo quello di cui hai bisogno, non c'è spreco di acqua, solo quella di cui la pianta necessita, lo stesso i fertilizzanti, gli elementi nutritivi vengono apportati esattamente in base ai fabbisogni e cerchiamo di ridurre lo spreco, cerchiamo di dare quello che è essenziale. Mio papà aveva già delle piante da frutto, io ho voluto proseguire nell'attività che lui aveva iniziato. L'invaso aziendale è stato con lo scopo di avere una riserva di acqua quando non c'è. Raccogliamo l'acqua d'inverno nell'invaso e dopo nell'estate la utilizziamo tramite una pompa, la distribuiamo sul frutteto, un impianto a goccia. Quando abbiamo il problema della siccità almeno hai una garanzia di avere l'acqua quando serve. L'area dove insiste adesso la proprietà della Fagiana era un'azienda che proveniva da un ramo della famiglia e con una piccola produzione di riso. Grazie al PSR Veneto siamo riusciti ad acquistare un sistema di irrigazione goccia a goccia e con questo sistema stiamo portando avanti delle tecniche nuove di irrigazione per il risparmio idrico. E questo è un ulteriore pregio, se posso dire, un ulteriore attu per portare avanti quelle tradizioni e quel modo di lavorare a cui siamo abituati e sperando di riuscire a fare sempre meglio. Il riso alla fine, quando tu lo segui dall'inizio, dalla piantumazione, lo vedi crescere, lo vedi nascere, è come se fosse un tuo figlio. Nell'anno 1000 i benedettini fondano un convento, monastero, e iniziano a bonificare la zona. Nel momento dell'acquisto della famiglia Borletti dei Widman è diventata un'azienda agricola. Da quest'anno abbiamo finito tutto il percorso e abbiamo ultimato l'idea che ci eravamo posti di irrigazione considerando anche il risparmio di acqua. Questa struttura raccoglie in particolare le varie sementi che abbiamo raccolto nelle ricerche del nostro territorio agordino. Riusciamo a formare nuove persone, nuove figure, abbiamo visto anche parecchi giovani, ai quali diamo poi delle sementi in gestione, i quali le porteranno sui loro campi, verranno riprodotte e rifatta la semente e una parte ritornerà qui. Praticamente viene gestita come una libreria. L'agribirrificio Laorno nasce per la volontà di sistemare la contrada Laorno, che ormai era fatiscente e dispiaceva insomma che andasse proprio in rovina. Quindi, sfruttando la risorsa del territorio, abbiamo pensato perché non iniziamo a produrre birra. Abbiamo iniziato a coltivare il terreno del cosiddetto brolo a San Giacomo di Veglia, qui a Vittorio Veneto, nel 2010 e sempre nel 2010 abbiamo aperto il nostro punto vendita. L'intento della cooperativa è sempre stato quello di investire nel territorio per rendere valore alla comunità, per far sì che diverse generazioni possano incontrarsi con le persone che lavorano nella cooperativa.
un'industria o si investe o si chiude. In particolari momenti andare a definire l'innovazione, cioè la cosa un po' più particolare, queste cose che aiutano a migliorare la parte tecnologica degli impianti, che ci permette di fare dei prodotti che sono in parte unici, perché ogni azienda tutti gli anni deve investire in qualcosa e in qualcosa che permetta l'innovazione. Solitamente si sente anche in giro: sei quello che mangi. Allora noi vogliamo mettere un tassello importante sulla vita dei nostri clienti, amici, appunto aiutandoli a dargli un prodotto di un certo tipo. Dietro quel prodotto c'è appunto tutta un'attenzione riferita alla salubrità del prodotto, e alla sostenibilità economica del prodotto e alla sostenibilità ambientale. Se io penso che il vigneto è un ecosistema, un insieme di vita tra microrganismi, piante, insetti, eccetera, io voglio portare a casa i miei bei grappoli, però senza negare la vita di altri. Io credo che un'azienda sta bene quando è ben inserita nel territorio, e allora in questo modo ci si supporta. Matteo è il mio migliore amico. Lui abita in campagna. Insieme viviamo tantissime avventure. Oggi siamo andati nel vigneto della sua famiglia, in mezzo a 1000 grappoli d'uva. PS, ho preso una foglia di vite per ricordarmi questa giornata. Agnese, la mamma di Matteo, è preoccupata perché non piove da tante settimane. Ad un certo punto ho sentito un profumo, quello della marmellata di zucca del signor Giorgio. È dolcissima! Ho anche scoperto come si seminano le castagne. Crescono e diventano alberi molto grandi. E a fine giornata mi ha portato nel suo posto preferito, all'ombra del vecchio castagno. Caro diario, io e Matteo abbiamo fatto una promessa. Ci prenderemo sempre cura di questo posto. Croce sul cuore. Matteo? C'era una volta una bambina molto curiosa che amava la sua terra e i suoi frutti, proprio come te. Così decise di capire come prendersene cura. E poi cosa ha fatto? Ha recuperato un luogo abbandonato, facendolo vivere di nuovo, come una volta. Qui ha coltivato prodotti di qualità nel rispetto dell'ambiente. Ci sono anche le fragole e i mirtilli che mangiavi da bambina? Sì, amore, anche loro. Dai loro frutti ne ha ricavato dei succhi freschissimi
quelli che ti piacciono tanto. E poi questi succhi li ha messi online creando il suo e-commerce, per rinnovare la tradizione e metterla a disposizione di tutti. Così tutti i bambini possono berli. Esatto. E lo ha fatto per sostenere la sua terra e chi la lavora, pensando al futuro di chi la abiterà, come te. Mamma, ma è questo? Sì, amore. Qui è iniziato tutto. Voglio dedicare questo mio traguardo a mamma e papà, che hanno saputo ascoltare e sostenere i miei sogni. Lo dedico ai miei docenti, che mi hanno insegnato a coltivare la curiosità, allargando le mie conoscenze. Un traguardo che dedico anche a me, per non essermi mai arresa, anche quando sembrava tutto troppo difficile. E lo dedico anche alla mia terra, che mi ha vista crescere e mi ha fatto capire come rispettarla. Un grazie di cuore ai responsabili dell'azienda che mi hanno ospitato durante la stesura della tesi e che mi hanno fatto toccare con mano le difficoltà e le soddisfazioni di chi lavora la terra perché produca i suoi frutti. Questo è l'ultimo passo del mio percorso di studi. E davanti a me se ne apre un altro, con tanti altri passi da compiere. Io sono pronta. Ci metterò tutta me stessa. Croce sul cuore. Sviluppo rurale veneto, le nostre radici, il futuro della terra. Ripensare a un mondo agricolo che sia più in linea con quelle che sono le esigenze o le caratteristiche dell'ambiente in cui il mondo agricolo lavora, per me è fondamentale. L'imprenditore agricolo è anche il custode di un territorio e questo custode deve avere tutti gli strumenti per poter migliorare il territorio in cui vive, l'ambiente in cui vive, e quindi l'innovazione serve anche a quello. Noi imprenditori agricoli dovremmo valorizzare di più le persone. Oggi siamo in un mondo di alta tecnologia, meccanizzazione, per cui i numeri sono magari dei numeri un po' ridotti rispetto ovviamente all'agricoltura del 1950, ma il grado di specializzazione richiesto è molto superiore, perché a queste persone richiediamo di azionare sistemi di irrigazione gestiti con lo smartphone, trattori geolocalizzati, e pertanto serve del personale che sia sempre più qualificato. Abbiamo pensato di realizzare una serra un po' diversa dal solito, che fosse innovativa e sostenibile sotto diversi punti di vista. Abbiamo scelto la fragola perché è una coltura che si adatta a diversi ambiti culinari, apportiamo solo quello di cui hai bisogno, non c'è spreco di acqua, solo quella
di cui la pianta necessita, lo stesso i fertilizzanti, gli elementi nutritivi vengono portati esattamente in base ai fabbisogni e cerchiamo di ridurre lo spreco, cerchiamo di dare quello che è essenziale. Mio papà aveva già delle piante da frutto, io ho voluto proseguire nell'attività che lui aveva iniziato. L'invaso aziendale è stato con lo scopo di avere una riserva di acqua quando non c'è. Raccogliamo l'acqua d'inverno nell'invaso e dopo nell'estate la utilizziamo tramite una pompa, la distribuiamo sul frutteto con l'impianto a goccia. Quando abbiamo il problema della siccità almeno hai una garanzia di avere l'acqua quando serve. L'area dove insiste adesso la proprietà della Fagiana era un'azienda che proveniva da un ramo della famiglia e con una piccola produzione di riso. Grazie al PSR Veneto siamo riusciti ad acquistare un sistema di irrigazione goccia a goccia e con questo sistema stiamo portando avanti delle tecniche nuove di irrigazione per il risparmio idrico. E questo è un ulteriore pregio, se posso dire, un ulteriore attu per portare avanti quelle tradizioni e quel modo di lavorare a cui siamo abituati e sperando di riuscire a fare sempre meglio. Il riso alla fine, quando tu lo segui dall'inizio, dalla piantumazione, lo vedi crescere, lo vedi nascere, è come se fosse un tuo figlio. Nell'anno 1000 i benedettini fondano un convento, monastero, e iniziano a bonificare la zona. Nel momento dell'acquisto della famiglia Borletti dei Widman è diventata un'azienda agricola. Da quest'anno abbiamo finito tutto il percorso e abbiamo ultimato l'idea che ci eravamo posti di irrigazione, considerando anche il risparmio di acqua. Questa struttura raccoglie in particolare le varie sementi che abbiamo raccolto nelle ricerche del nostro territorio agordino. Riusciamo a formare nuove persone, nuove figure, abbiamo visto anche parecchi giovani, ai quali diamo poi delle sementi in gestione, i quali le porteranno sui loro campi, verranno riprodotte e rifatta la semente e una parte ritornerà qui. Praticamente viene gestita come una libreria. L'agribirrificio Laorno nasce per la volontà di sistemare la contrada Laorno, che ormai era fatiscente e dispiaceva insomma che andasse proprio in rovina. Quindi, sfruttando la risorsa del territorio, abbiamo pensato perché non iniziamo a produrre birra. Abbiamo iniziato a coltivare il terreno del cosiddetto Brolo a San Giacomo di Veglia, qui a Vittorio Veneto, nel 2010 e sempre nel 2010 abbiamo aperto il nostro punto vendita. L'intento della cooperativa è sempre stato quello di investire nel territorio per rendere valore alla comunità, per far sì che diverse generazioni possano incontrarsi con le persone che lavorano nella cooperativa. Si fa industria o si investe o si chiude. In particolari momenti andare a definire l'innovazione, cioè la cosa un po' più particolare, queste cose che aiutano a migliorare la parte tecnologica degli impianti, che ci permette di fare dei prodotti che sono in parte unici, perché ogni azienda tutti gli anni deve investire in qualcosa e in qualcosa che permetta l'innovazione. Solitamente si sente anche in giro sei quello che mangi, allora noi vogliamo mettere un tassello importante sulla vita dei nostri clienti, amici, appunto aiutandoli a dargli un prodotto
di un certo tipo. Dietro quel prodotto c'è appunto tutta un'attenzione riferita alla salubrità del prodotto, e alla sostenibilità economica del prodotto e alla sostenibilità ambientale. Se io penso che il vigneto è un ecosistema, un insieme di vita tra microrganismi, piante, insetti, eccetera, io voglio portare a casa i miei bei grappoli, però senza negare la vita di altri. Io credo che un'azienda sta bene quando è ben inserita nel territorio e allora in questo modo ci si supporta. Matteo è il mio migliore amico. Lui abita in campagna. E insieme viviamo tantissime avventure. Oggi siamo andati nel vigneto della sua famiglia, in mezzo a 1000 grappoli d'uva. PS, ho preso una foglia di vite per ricordarmi questa giornata. Agnese, la mamma di Matteo, è preoccupata perché non piove da tante settimane. Ad un certo punto ho sentito un profumo, quello della marmellata di zucca del signor Giorgio. È dolcissima! Ho anche scoperto come si seminano le castagne. Crescono e diventano alberi molto grandi. E a fine giornata mi ha portato nel suo posto preferito, all'ombra del vecchio castagno. Caro diario, io e Matteo abbiamo fatto una promessa. Ci prenderemo sempre cura di questo posto. Croce sul cuore. Matteo? C'era una volta una bambina molto curiosa che amava la sua terra e i suoi frutti, proprio come te. Così decise di capire come prendersene cura. E poi cosa ha fatto? Ha recuperato un luogo abbandonato, facendolo vivere di nuovo, come una volta.
Eccoci, eccoci. Ci dovremmo essere, sì. Se volete accomodarvi, iniziamo proprio tra pochissimo. Grazie, vi chiedo di accomodarvi, che così riprendiamo i lavori, perché abbiamo molta carne al fuoco, quindi dobbiamo iniziare. Prego di riprendere posto, così iniziamo questa seconda parte. Ci siamo tutti noi? Sì, ci siamo tutti. Giusto? Allora, riprendo la parola dopo questa pausa perché andiamo fino alla fine e questa è la parte più corposa e di confronto. Vi chiedo di completare su Padlet le vostre domande. Inserite sempre il nome e il cognome. Dovete fare più, perché l'abbiamo provato con qualcuno che non riusciva, dove c'è scritto materia e tutto quello che vedete, scrivete nome, cognome e appunto organizzazione e poi la domanda che dovete fare a chi la volete rivolgere. Quindi si trova tutto lì. Quindi una volta che fate più, scrivete tutto lì. Molto più semplice. Quindi dopo aver analizzato dati, fabbisogni, entriamo ora nella fase dell'ascolto e della partecipazione. Il partenariato rappresenta infatti uno strumento fondamentale per costruire una programmazione aderente alle esigenze del territorio. Per approfondire proprio il valore della consultazione e il ruolo che i partner saranno chiamati a svolgere in questo percorso, per approfondire il valore della consultazione, appunto, voglio dare la parola a Franco Contarin, al quale ricedo la parola. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Cercheremo col mio intervento e quello del collega dottor Asti che vedete alla mia sinistra di recuperare un po' di ritardo con cui si stanno svolgendo i nostri lavori per non togliere spazio alla fase successiva. Allora, la mattinata ci ha accompagnato ad arrivare al dunque. Allora, per non annoiare, perché l'ora è anche avanzata e qua è relativamente fresco, userò delle slide che poi ritroverete nei materiali a vostra disposizione, però lancerò un po' di messaggi di traverso. Allora, il primo punto, l'avete capito da Blasi molto diplomaticamente, è che probabilmente dovremo fare in meno di un anno quello che nel 2021, 2022 e 2023 abbiamo fatto quasi in 3 anni. Ok? Neanche a farlo apposta, la decisione assunta dalla giunta regionale di collocare questo evento, questa conferenza, che non è l'incontro di oggi è una tappa importante, ma i lavori sono iniziati qualche mese fa e soprattutto si concluderanno il 27 novembre, e è incastrato giusto per fare quello che l'assessore ha in mente di fare, e cioè consegnare a tutti voi e tramite voi al mondo rurale veneto, gli agricoltori e quant'altro, le informazioni che abbiamo a disposizione, in modo tale che ciascuno prenda le misure, nolente o volente, sa almeno cosa succede, ma soprattutto poter consentire di valutare le vostre segnalazioni, i vostri commenti appunto durante il passaggio della consultazione e poterne tener conto, ok? Allora, non sto qua a ribadirlo, i tempi sono stretti, in questa diapositiva vedete sintetizzati e incastrati questi tempi, diagrammati. L'obiettivo adesso è quello di avere pronto e approvato, come diceva Blasi, nell'ipotesi migliore, che però è la più sfidante, il documento di programmazione pronto al 1 gennaio 28. Allora, una lettura diversa delle novità, per essere sicuri che ci capiamo. Perché dietro alle novità sono tutte molto auliche, però sappiamo benissimo che può starci un passo avanti, ma possono starci anche contemporaneamente i passi indietro. Allora, la novità fondamentale che un po' ha allarmato tutti l'anno scorso è quella del fondo unico. Avete visto le parole di Blasi, attenzione perché il tema del fondo unico apre
un dubbio, un rischio, un patema di concorrenza, no? Perché non c'è più il FEAGA, non c'è più il FEASR, c'è una quota di risorse destinata a sostenere gli interventi al reddito della PAC. E gli interventi al reddito della PAC non sono il primo pilastro che conosciamo oggi più il secondo pilastro, sono tutto il primo pilastro di oggi e la sua evoluzione, e sono una parte del secondo pilastro. Ci sono delle voci del secondo pilastro che non sono coperte da quei 40,41 miliardi di euro che dovrebbero arrivare all'Italia per la PAC. Blasi ha detto i 40,7 milioni sono di più della dotazione attuale, perché la dotazione della PAC in questa programmazione che stiamo realizzando sono di circa, non vorrei sbagliare, o 33 o 35 miliardi di euro, ok? Una ventina sul primo pilastro, 16 sul secondo pilastro, ok? Per rinfrescarci tutti la memoria e, ripeto, al di là delle belle parole, capire. Quindi questa dotazione dovrebbe risolvere il patema. Oltre a questa dotazione c'è questo meccanismo che vi dicevo, cioè leader, ACHIS, ok? E poi cosa c'è? I PEI, i gruppi operativi del PEI, devono essere finanziati non con le risorse riservate agli interventi della PAC, ma dal fondo unico. Va bene? Ok? Questo ovviamente apre delle preoccupazioni, ma apre anche delle chance in termini di risorse, ok? Perché significa che si dovrebbero aggiungere, con decisioni prese a livello nazionale, questa quota di risorse. Quante saranno, come saranno, non si sa. Però succederà così. Quindi vuol dire che potenzialmente in questo momento, ed ecco la rassicurazione di Blasi, la presa di distanza da questa uscita del cos'era, il Corriere di ieri che citava, perché al momento attuale le risorse battono un po' di più del passato. Noi si sta lavorando per far sì che l'attuale piano strategico della PAC diventi il capitolo PAC del nuovo piano unico. Okay? Questo vuol dire che avremo interventi nazionali, come li conosciamo oggi. Pensate ai pagamenti diretti, è un intervento nazionale, questo DABIS di cui parlava, che è la nuova sigla, ma sempre quelle Blasi. E avremo affidate alle regioni, le regioni hanno presentato già dei documenti per chiedere questo, la parte ex sviluppo rurale, ok? Quegli interventi lì restano a programmazione e gestione regionale. Lo dirò dopo, attenzione, perché, ma lo sapete perché siete tutti addetti al settore, ormai con molti di voi ci conosciamo da anni. Attenzione, perché non siamo di fronte a una prateria sconfinata. I regolamenti daranno dei vincoli. Oltre ai vincoli regolamentari, poi mi soffermerò giusto qualche minuto, attenzione perché abbiamo altri vincoli specifici rispetto ai quali la strategia europea dice già dovete far fronte a questi problemi con le risorse che vi vengono date del piano unico della PAC, ok? Bon. Ok, significa non siete d'accordo. Avete capito il messaggio? Ecco, no, per essere chiari. Vabbè, non sto qua a ritritare, il professore ce l'ha spiegato benissimo, ringrazio appunto Samuele per la chiarezza della sua sintesi, che non era facile, e ovviamente anche la dottoressa Alice che ci ha aiutato a capire il metodo. Gli obiettivi sono 4, ok? Reddito, sicurezza alimentare, intesa come ci è stato ben spiegato, zone rurali, giovani, conoscenza, eccetera, sostenibilità ambientale. Faccio subito una riflessione, perché c'è tutto un problema qui da capire e purtroppo al momento non abbiamo i dettagli per capirlo. Lo riprenderò anche dopo. Il baricentro è un po' diverso, dobbiamo essere onesti. Il baricentro, cioè meglio, sono diventati più baricentrici i temi del fatto della rarefazione della presenza imprenditoriale dell'agricoltura nelle zone rurali, la redditività del settore, la sicurezza alimentare, che controbilanciano comunque l'aspetto di sostenibilità ambientale. Però almeno sulle dichiarazioni e finora sulle bozze di regolamento
noi da tecnici percepiamo questo spostamento del baricentro che dà seguito a una serie di documenti che da qualche parte ho pure richiamato. Tutta la programmazione parte, sto giro, con un approccio, probabilmente anche per stare nei tempi, un po' più verticista, cioè noi stiamo facendo il nostro esercizio, eccetera, ma ci dovremo confrontare, l'assessore si confronterà a breve, in teoria, se non è questione di settimane, giù di lì, probabilmente prima di Ferragosto dovrebbe succedere, con cosa? Con le raccomandazioni PAC per lo Stato membro Italia. Cioè la proposta di bozza di regolamento della Commissione prevedeva e prevede che lo Stato, nel fare il suo piano per la parte PAC, debba dare riscontro a delle raccomandazioni che gentilmente la Commissione europea elabora e consegna. La prima bozza è già arrivata al Ministero e il Ministero ce l'ha già sottoposta qualche giorno fa. La stiamo leggendo. Le raccomandazioni sono articolate in 6 capitoli che fanno scopa con gli obiettivi specifici. Ce n'è una appunto sul reddito della competitività, ricambio generazionale, clima, ambiente, situazioni di crisi, innovazione, ACHIS, aree rurali. Ora, al di là dei titoli, dentro queste raccomandazioni fanno un po' l'esercizio in maniera molto più sommaria, esprimendo un solo punto di vista che è quello della Commissione e che è previsto dal regolamento che trovi l'intesa con lo Stato membro, esprimono in base richiamando alcuni valori, alcuni numeri di riferimento, dicono siccome c'è questo problema, hai un problema di ricambio generazionale, hai un problema di minore redditività rispetto agli altri settori, impegnati di più o di meno su questo tema. Queste sono le raccomandazioni, che dovrebbero quindi focalizzare in qualche modo cosa? Degli elementi utili per costruire il ragionamento strategico, che poi porterà a dire quanti soldi e quali connotazioni sugli interventi e quanti interventi attivare. Qui non trovate l'elencazione, io non ho proposto l'elencazione degli interventi perché l'avete già vista nelle bozze di regolamento, lo sapete, non ci sono grandi scossoni, andiamo in continuità, ci sono modifiche nell'intervento specifico, l'ecoschema sparisce, c'è un'unica categoria di interventi per il clima e l'ambiente che è potenzialmente, può essere data, questa categoria può essere riempita da tutti quelli che erano i precedenti ecoschemi e da tutte quelle che erano le misure agroclimatico-ambientali. Speriamo che in questo processo sia possibile razionalizzare questi interventi tenendo il buono e buttando via, l'auspicio, la semplificazione, quello che meno buono per l'esperienza di tutti era. Io vi dicevo all'inizio di questa mia breve chiacchierata, per arrivare poi, vedrete, a quagliare dove, attenzione perché non è una prateria sconfinata, ci saranno sicuramente delle indicazioni della Commissione, ad esempio la Commissione ha già messo le mani avanti, il ring fencing ambientale ci sarà, cioè il piano unico dovrà, tutto il piano unico, non solo la PAC, tutti quanti, dovrà garantire, questa è la proposta, che almeno il 43% delle risorse vada su obiettivi che hanno a che fare col clima e con l'ambiente. Ok? Quindi ci saranno questo tipo di dettagli e oltre a questi, dicevo, dobbiamo tener conto di cosa? Allora, la proposta di regolamenti è uscita con comunque alle spalle la strategia della vecchia Commissione, Green Deal, ok? Il Green Deal europeo, con tutti i suoi obiettivi, a cui si è aggiunto invece il documento strategico della nuova Commissione che ha provato a fare quella, come dire, pesatura diversa alla luce degli eventi tremendi che hanno interessato l'economia mondiale e pesantemente le realtà più fragili, vedi il settore agricolo e il mondo rurale. Ed è la visione, no, che ci hanno consegnato a febbraio dell'anno scorso. Escono a luglio le bozze di regolamento, successivamente in parallelo esce la strategia europea per il cambio generazionale nel settore agricolo, ok? E cosa recente, è in corso anche una consultazione su quella strategia europea sul diritto a restare, inteso come la possibilità di vivere fondamentalmente nelle zone rurali, cioè equità tra servizi
e diritti tra chi vive in zone rurali e chi vive invece in contesti più urbani. Ma andiamo avanti, perché noi dovremo tener conto nella costruzione del capitolo nazionale, del capitolo PAC del piano unico nazionale, lo sintetizzo così, poi l'acronimo, l'ha detto Blasi, è NRPP o PPNR, a seconda se lo diciamo in inglese o in italiano. Dovremo tener conto di cosa? E qua ti voglio. Allora, qualità dell'aria. Il governo italiano si è impegnato con la Commissione europea, varando l'anno scorso un piano di azione nazionale straordinario per il miglioramento della qualità dell'aria. Dentro c'è il capitolo agricolo, ci sono le misure agricole. È là dentro che abbiamo il tema che dall'1/1/28 bisogna sostituire l'uso dell'urea per limitare le emissioni in atmosfera. Ed è scritto là dentro che questo sarà possibile aiutando, sostenendo, in base anche a quello che l'innovazione ci ha messo a disposizione nel frattempo, sostenendo la sostituzione con degli aiuti che vadano incontro al maggior costo che deve affrontare l'agricoltore. E da dove saltano fuori questi soldi? Il documento lo dichiara, dagli strumenti della PAC. D'accordo, vi sto raccontando quello di cui tecnicamente con cui dovremo fare i conti. Prodotti fitosanitari. Esiste il piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Sapete che in questo momento c'è una rivisitazione, non ne sono esperto, non dico niente, però avete visto che già nell'attuale programmazione abbiamo delle misure che traguardano i temi, non solo dal punto di vista della formazione, ma anche dal punto di vista gestionale, i temi per ridurre, per quanto possibile, rispetto al livello legale, ridurre ulteriormente l'utilizzo di certi fitosanitari. E poi abbiamo in predisposizione in questo momento il piano nazionale che dà sponda al regolamento sul ripristino della natura. È in credo è già aperta la consultazione, scusate perché ho perso un po' la trebisonda sul calendario negli ultimi giorni. Comunque dobbiamo tener conto anche di questo, perché espressamente previsto dal regolamento che le necessarie azioni di ripristino, di mantenimento della biodiversità vengano anche dai programmi cofinanziati. Eccolo qua. Andiamo avanti, ulteriore livello, qua siamo a livello regionale. Ci sono già delle strategie definite e non sono solo quelle che vi ho già citato per il livello europeo o per il livello nazionale, ma sono la strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, è stata assunta da ogni regione, la nostra ha la sua. Dentro questa strategia si elencano già delle azioni che peraltro sono indiscutibili, mi sento di dire, anche per tranquillizzare rispetto all'allarmismo che sicuramente ho scatenato. Ad esempio si parla di sostenere gli investimenti per il risparmio irriguo, misura, intervento credo indiscutibile che ha avuto anche discreto successo tra la coda della vecchia programmazione e questa programmazione in corso. Si parla di realizzazione di invasi a livello aziendale, ci siamo, non è un problema. Contiene anche altri aspetti che adesso qua non sto a tediarvi e dettagliare per non perdere tempo. Poi abbiamo il piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, che era lo strumento ordinario che già conteneva, qui cosa c'è, fa sponda col nazionale, vi ho citato l'urea, dall'altra parte cito il tema entro il 2030, la dottoressa Lazzaro mi potrebbe correggere se ho detto una fesseria, entro il 2030 la copertura delle vasche, liquami e fluenti degli allevamenti per evitare sempre le emissioni in atmosfera. Abbiamo, che continua a vivere, siamo reduci da un bellissimo seminario, approfondimento col supporto di un altro dipartimento validissimo dell'Università di Padova, il programma nazionale regionale nitrati, che continua a vivere e a imporre quel trend che anche i dati oggettivi illustrati li troverete nella scheda dedicata, la scheda di informativa delle 33 che citava il professor Trestini. Avete visto che il professore ha dato proprio evidenza, no, del trend che dà atto del grande impegno che si è messo in moto in questi 20 anni a livello regionale proprio per
preservare la qualità dell'acqua. Abbiamo poi ovviamente gli indirizzi regionali che recepiscono il PAN nazionale per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari. Abbiamo da ultimo il programma regionale di governo della giunta neoinsediata, che dà delle priorità, ce le consegna, quindi dovremo fare un po', gli ingredienti sono questi, dobbiamo inventarci la ricetta. Per inventarci la ricetta, la giunta regionale non smentisce il proprio metodo, che è un metodo di condivisione, che non vuol dire un metodo di unanimismo, no, per carità, perché è legittimo che ognuno esprima il suo, però nel costruire ascolta, cerca di tener conto per quanto possibile, per quanto conciliabile, come le diceva anche l'assessore Bond, la legittima espressione di tutti gli interessi che sono in gioco, di tutti gli operatori che costituiscono il mondo rurale, che oggi in questa sala è rappresentato al massimo livello istituzionale. Ci aggiungo di mio, per quanto possiamo essere ottimisti rispetto ai 40,7 miliardi che ci ha annunciato Blasi, rispetto al cofinanziamento regionale, rispetto al fatto che anche gli interventi settoriali dovrebbero essere cofinanziati a livello nazionale, per quanto tutto questo le risorse saranno comunque limitate. Partiamo da questo presupposto. Mentre i fabbisogni, li abbiamo visti alcuni esempi, e sinceramente fanno tremare i polsi a tutti. Allora qui si pone un tema: provare a fare insieme un esercizio, e a questo servono alcune domande che trovate nella consultazione, alcune possibilità di esprimere osservazioni aperte, trovare la chiave dell'efficacia di questa spesa pubblica, in modo tale da usarle sì con efficienza, ma non è l'efficienza per dire ho speso tutto, che bravo, no, ho speso tutto, però prima ho fatto quello che so che se faccio per primo o per secondo o per terzo ha un effetto più positivo a cascata su tutto il resto e arriva probabilmente a massimizzare quello che posso fare con risorse, ripeto, che comunque saranno limitate. Noi speriamo siano di più, ma saranno limitate. Ed ecco, quindi raccogliere osservazioni, proposte, dubbi, chiarimenti. È questo. Lo strumento che abbiamo pensato è la consultazione. Come vi è stato detto, scusate, dopo Jonathan spiegherà la tecnicalità della consultazione. Praticamente lunedì, adesso non so se vi arriverà una mail a tutti gli indirizzi indicati con un link o due link. Uno, trovate dei documenti, tutti i documenti di oggi e anche altri, e due, trovate invece proprio la struttura della consultazione, che non è altro che un questionario, più o meno mi esprimo così, logico, secondo noi logico, speriamo, che vi porta a esprimere voti, punteggi, rispondere a domande oppure mettere commenti. Su cosa? Innanzitutto sui fabbisogni. L'ha spiegato bene Samuele, non ci ritorno su. Il fabbisogno è un elemento chiave perché non voglio tediarvi, vi dico solo questo, che tuttora per ogni virgola che si modifica sul piano strategico nazionale della PAC, perché serve o alla regione Veneto o alla regione Abruzzo o alla regione Sicilia, la Commissione europea chiede: diteci perché, qual è il fabbisogno che vi porta adesso a modificare questo o aver scritto all'origine quello che avete scritto. Quindi ecco perché tanta enfasi sull'esercizio. Vi verrà chiesto di metterli in ordine di importanza in base all'interesse che rappresentate. Ovviamente mi viene da dire, fossi io il giovane agricoltore, dico il primo fabbisogno è quello che riguarda i giovani agricoltori e magari l'ultimo, non lo so, è quello che riguarda gli agricoltori non giovani. Dico per ridere, è una sciocchezza che vi ho detto, però ognuno in base al suo punto di vista. Sono 4 gruppi di fabbisogni perché sono articolati sui 4 obiettivi che deve perseguire la PAC. Poi, passata la parte dei fabbisogni, si apre una seconda parte. La parte dei fabbisogni è obbligatoria, cioè se non la compili non vai avanti. La seconda parte, siccome ha un'altra 20-25 punti, che sono anche molto specifici taluni, qui è facoltativo, puoi saltare un punto, non rispondo a questo perché non mi interessa o perché la mia organizzazione
non ritiene di esprimersi, e vado a quello dopo, che invece è proprio magari più coerente, più attinente a quello che è la mission specifica. Lì abbiamo cercato di seguire pochi metodi. C'è la possibilità di avere una domanda a risposta multipla e ti viene detto scegli uno tra questi 5 oppure scegliene 4 tra questi 6. Ecco, quindi uno sceglie, trova il quesito e si manifesta la sua scelta, e questo ci serve per cogliere poi, mettendoli insieme tutti, qual è l'indirizzo prevalente, no? Come se noi qua dentro alla fin fine fossimo un unico organismo. Questo organismo si esprime così. E poi abbiamo un altro tipo invece, dove chiediamo, ad esempio, tu cosa ne pensi su questo strumento? Dici la tua. In cosa lo miglioreresti? Ti diamo, adesso non mi ricordo quante parole di spazio, comunque un bel box, e chiediamo all'associazione, a chi la rappresenta, di esprimere il suggerimento, magari dandoci anche qualche elemento motivazionale, cioè non basta dire, non so, non voglio più presentare domanda. Ecco, magari dici perché la domanda è un meccanismo obsoleto, adesso c'è l'intelligenza artificiale, cara regione, dotati dell'intelligenza che, messo il nome e cognome dell'agricoltore, sia in grado, conoscendo vita, morte e miracoli nel fascicolo aziendale, di dirti di cosa gli può arrivare a casa, cosa gli può interessare. E questo serve proprio per raccogliere suggerimenti. Su questo tipo di argomentazioni noi le terremo buone tutte. Ce ne saranno alcune che verranno controdedotte, altre altrimenti quelle più esecutive, che fanno riferimento, perché ci sono delle cose che non riguardano la grande strategia, riguardano aspetti anche molto pratici, proprio perché c'è il tema, vediamo di semplificarci la vita, ok? Laddove abbiamo spazio, e queste qui vengono prese in carico e ci sarà modo poi di arrivare ai bandi e di vederle utilizzate lì. Qual è l'obiettivo finale? Ci ritroveremo a novembre, e a novembre in anteprima vi verrà mostrato, non so se consegnato materialmente, ma sicuramente ci sarà la presentazione, ci saranno i file, il documento finale. E il documento finale cosa avrà dentro? Avrà proprio l'analisi del contesto, il distillato delle schede che vengono messi in anteprima a vostra disponibilità proprio da lunedì. Ci sarà proprio i fabbisogni confermati, prioritizzati in base all'esito della consultazione, e poi ci sarà un ragionamento, non so come chiamarlo, degli elementi di indirizzo strategico che in base alle informazioni che acquisiremo tutti nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, provi in qualche modo a dire allora quello che si può fare. Questo documento a cosa serve? Serve, l'avete sentito dall'assessore, per collocare all'interno di questo perimetro, saranno parole, frasi, fabbisogni, indicazioni che danno un po' l'orientamento che ha il Veneto, e negoziarlo con le altre regioni nella stesura del capitolo nazionale della PAC, che già di per sé conferma un vincolo di cui non ho parlato, e cioè che comunque dovranno essere strumenti nazionali, e Blasi non l'ha detto, ma ad esempio giusto a fine mese scorso eravamo giù a Roma per l'incontro annuale di verifica con la Commissione europea del PSN PAC, e lì loro sono stati espliciti auspicando una riduzione del numero degli interventi. Il nostro PSN PAC ha 103 interventi tra primo e secondo pilastro, sono troppi. Dicono loro, perché sono troppi da gestire, troppi dettagli eccetera. È ovvio che nel momento in cui fai un calderone unico, sì, devi mettere insieme l'agricoltura veneta con quella sarda, al di là di tanti veneti, ora sardi, che sono andati negli anni passati, però il clima è diverso, la terra è diversa, le culture sono diverse, quindi questo rappresenterà la prima sfida, diciamo così, proprio pratica, e serve avere la forza di questo posizionamento condiviso. Grazie, io passo la parola a Jonathan. Grazie, io aggiungo un'altra cosa, non so se mi si sente.
No, eccoci qua. Aggiungo una cosa, qualcuno mi ha chiesto appunto sempre delle slide, saranno caricate nel portale subito dopo l'evento, quindi ci saranno tutte. Per quanto riguarda la consultazione, appunto sarà aperta dal 22 giugno al 31 di luglio, termini proprio del calendario. Passo la parola appunto a Jonathan Asti che ci spiega proprio poi anche le modalità operative e i contenuti della consultazione online. Perfetto, grazie e buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora io scendo proprio nel tecnicismo di come potrete partecipare alla consultazione che è stata presentata già nei contenuti da dottor Contarin. Allora, innanzitutto, chi partecipa alla consultazione? Allora, la consultazione è aperta al partenariato regionale PAC 2834 che si è andato costituendo negli ultimi mesi, come ben sapete, insomma, con tutte le varie procedure di adesione e quant'altro. Chi compila? Allora, chi compila è il rappresentante. Voi quando avete aderito al tavolo avete indicato un rappresentante per la vostra associazione. Questo è il soggetto che sarà deputato a compilare materialmente il questionario. È il parere del singolo partner. A quella mail che avete indicato in fase di adesione riceverete dalla casella sviluppo rurale, dal quale ricevete anche solitamente newsletter e altre informazioni, riceverete un link per accedere alla piattaforma. Questo è un link, diciamo, riservato, nel senso che essendo appunto la consultazione riservata al partenariato va mantenuto all'interno del partenariato e in particolare va gestito da rappresentante che dopo possa inserire l'effettiva posizione che intende condividere. E oltre al link che è riservato, voi riceverete anche una serie di documenti di lavoro, dopo ci torno, che sono anche quelli in questo momento riservati al partenariato, ma dopo vediamo più nel dettaglio. Troverete, quando inizierete a compilare, proprio queste prime informazioni di base che sono importanti, ovvero vi sarà subito chiesto di inserire le mail di riferimento e cognome e nome del rappresentante che appunto compila. A fianco di questo troverete con dei menu a tendina la possibilità di selezionare il partner a cui appartenete. Questo perché? Perché per noi è fondamentale, ovviamente la consultazione non è anonima ma è in chiaro, di collegare il contributo al partner. Quello che verrà esposto alla fine, e su questo avrete anche da accettare in una videata delle autorizzazioni obbligatorie per partecipare perché non può essere altrimenti, alla fine quello che verrà comunque reso anche pubblico sarà ovviamente il collegamento tra partner e contributo. Il nome del rappresentante rimane nei nostri archivi, quello che sarà evidente è nome partner e contributo dato alla fine. Ecco perché vi verranno chiesto subito. Troverete anche sotto una barra che vi aiuta e vi guida nella progressiva avanzamento. Non prendete paura che sono 40 pagine, nel senso che abbiamo cercato di isolare i quesiti in maniera che siano chiari e facilmente intellegibili, non avere pagine lunghe da scrollare, però questo vi dà anche poi l'andamento. Vi dico anche una cosa: per email che sono di dominio Google è possibile compilare il questionario anche in più riprese perché lo tiene salvato. Per email che non sono in dominio Google invece il questionario va compilato in botta unica perché il sistema non prevede di salvarlo. Questo lo premetto in maniera che lo sappiate fin da principio. 2 sezioni, una obbligatoria e una facoltativa. La prima è obbligatoria ed è quella di prioritizzazione di fabbisogni regionali, quindi chi intende partecipare alla consultazione, che ovviamente è libera, però l'invito ovviamente è a partecipare in maniera significativa e numerosa, questo è l'invito che facciamo, è per forza obbligatoria, nel senso che ogni partner sarà chiamato a prioritizzare i fabbisogni. Non mi dilungo su questo perché è stato detto molto, però questa è obbligatoria. La seconda parte invece, su cui dopo tornerò, invece che contiene elementi di indirizzo, è facoltativa. È facoltativa perché? Nella sua interezza o anche nelle singole domande, quindi è completamente facoltativa, ci sono 28 quesiti in totale se non sbaglio, qui ognuno può scegliere, ne rispondo a 1, a 10, a 28, a neanche 1. Questo ovviamente viene da sé perché anche per le competenze di ciascun partner possono esserci dei quesiti in cui può dare un apporto, altri che non si sente di esprimere perché magari oppure non ritiene opportuno esprimere in quella sede un proprio parere, una propria scelta. Dicevamo sezione 1 obbligatoria, qui troverete
divise per 4 obiettivi, come è stato detto, l'elenco dei fabbisogni individuati per ciascun obiettivo. Quindi i 39 fabbisogni, adesso qua scusate si vede ben poco, insomma è un po' piccolina, però dopo queste sono tutte slide che troverete a disposizione. Per ogni obiettivo troverete l'elenco in cima dei fabbisogni collegati, che saranno 9/10, e poi dei menu a tendina in cui potete indicare in ordine dal primo al nono o decimo che sia, quella che ritenete essere la vostra scelta di priorità di classifica. Ecco, alla fine ovviamente verrà fatto, come diceva prima anche il dottor Contarini, un merge, una somma di tutte le scelte che porterà a una prioritizzazione ovviamente complessiva. Insomma, e questo è il valore dell'apporto di un partenariato in una scelta del genere, ovviamente. Regole di ingaggio molto semplici, qua ogni fabbisogno può essere indicato una sola volta per ciascun obiettivo, cioè i fabbisogni non si ripetono in obiettivi diversi, quindi ogni obiettivo ha dei fabbisogni isolati per quell'obiettivo, però ogni fabbisogno va ripetuto una sola volta, altrimenti la prioritizzazione non funziona. Cosa succede se per errore, non lo so, qualcuno indica un fabbisogno 2 volte? Il sistema, l'elaborazione terrà conto della posizione più alta dei 2 fabbisogni. Attenzione che in quel modo lì però ne lascerete fuori inevitabilmente uno che finirà in coda, quindi l'attenzione è, siccome avrete anche a disposizione lo strumento a latere di tutto il questionario in una cartella, quindi potete prima preparare tutta la documentazione, a elencarli tutti in maniera corretta, in maniera tale che dopo non ne rimangano fuori. La sezione 2, dicevo, facoltativa. Questa contiene elementi di indirizzo, che sono elementi strategici generali, elementi strategici tematici, semplificazione e servizi digitali. Sono un po' 3 sottosezioni, chiamiamole, insomma, che troverete. Qui ci sono domande di vario tipo. Accennava già il dottor Contarini prima, ci sono domande in cui può esservi chiesto all'interno di una serie di scelte di indicarne una, oppure all'interno di una serie di scelte di indicarne 2, 3, 4. Vi viene scritto, è un numero massimo che vi viene dato, quindi dove è scritto massimo 3 potete indicarne comunque una se volete, non è un problema, però non potete indicarne 4 in quel caso. Oppure ci sono delle domande, chiamiamole aperte, quindi viene esposto un quesito e viene lasciato un box con una numerosità di caratteri che è indicata per chiedervi di inserire la vostra posizione. Come veniva detto prima, importante è non solo esprimere la posizione ma motivarla. Questo aiuta molto noi per capire nel momento in cui viene espressa un'osservazione, un qualcosa, il motivo, perché serve per leggere e capirsi meglio insomma sulla questione. Ecco. Quando avrete finito di compilare tutto quello che intendete compilare, dovrete inviare il modulo, cioè un tasto di invio, e lì lo potrete compilare. A quel punto lì, una volta inviato, non lo potete più modificare. Okay? Riceverete anche, la copia del questionario compilato alla mail che avete indicato. Potrebbe succedere che vi compaia una finestra di controllo tipo quella che vedete lì indicata alla vostra destra, soprattutto se navigate in incognito nel computer, potrebbe richiedere, sapete che i sistemi di sicurezza adesso per evitare chatbot eccetera li propongono, quindi se vi capita non prendete paura, succede anche in altri siti, insomma, ecco, non penso sia una cosa nuova per nessuno. Lo compilate e lo sistemate. Il contributo del partner, come dicevo, può essere uno solo, nel senso che ogni soggetto iscritto, quindi ogni soggetto iscritto, ha diritto a un contributo. Cosa succede se mi accorgo che ho mandato già via il questionario e ho dimenticato di inserire una cosa, l'ho scritta in maniera che non mi convince proprio, eccetera? Fino al 31 luglio è possibile inviarne un altro. Attenzione una cosa, nel momento in cui ne compilate un altro dovete ricominciare da zero, cioè non è possibile recuperare il vecchio e modificare solo la domanda numero 15 che ritenete volete integrare e modificare, quindi va ricompilato tutto. Lo dovete reinviare ovviamente perché tutta la procedura che vi ho illustrato va rifatta. Noi cosa terremo valido? L'ultimo inviato, cioè per noi l'ultimo sostituisce sicuramente i precedenti, quindi potenzialmente avete quanti tentativi volete, non c'è un numero, e questo garantisce che appunto comunque anche dopo l'invio che ricevete via mail la copia e vi accorgete avete possibilità ancora di intervenire. Ecco, attenzione solo alla data di scadenza, il 31 luglio 2026, ecco, oltre a quella data non si va. Cosa vi mettiamo a disposizione? Allora, sempre nella mail, sia all'interno del questionario online, sia all'interno della mail che riceverete lunedì,
riceverete una serie di materiali di supporto, che sono in sintesi quelli che vedete elencati qui. Allora, un facsimile del questionario, qui vedrete in anteprima tutto l'elenco delle domande e delle risposte laddove sono già codificate che potete utilizzare. È in versione oltretutto editabile, quindi su questo potete, diciamo, lavorare all'interno della vostra organizzazione a vostro piacimento. Questo, vedete che il lucchettino è chiuso, ovviamente è un documento che è riservato all'interno dell'organizzazione, viene da sé. Riceverete, diciamo, sempre dentro questa cartella le schede di contesto regionale, su quale prima l'università ci ha resi bene edotti. Ecco, questo invece è un materiale che metteremo a disposizione anche pubblicamente, quindi nei prossimi giorni sarà disponibile anche sul nostro sito, quindi questo è un materiale, diciamo, che siccome fotografa, diciamo, la situazione regionale, riteniamo sia un documento neutro, diciamo, e che quindi, diciamo, la sua diffusione non comporti nessun tipo di criticità. Avrete su un'altra cartellina invece i fabbisogni per obiettivo PAC, e qui avrete dentro dei materiali sia per la SWOT che il collegamento SWOT fabbisogni e anche i fabbisogni in maniera, diciamo, più sintetica e più estesa, con tutti gli elementi SWOT collegati che li supportano. Questi sono documenti ovviamente di carattere riservato, che infatti vedete il lucchettino chiuso. Questi sono documenti che potete far girare all'interno delle vostre, ovviamente, organizzazioni, però non divulgare e pubblicare all'esterno. Questi vi servono per, diciamo, leggere e capire il perché del fabbisogno, quindi al di là del mero elenco che vedete, qui vedete la storia che è stata raccontata prima dai colleghi dell'università, ecco, in tutti i dettagli. E questo poi troverà lo sbocco, come diceva il dottor Contarini, poi nel documento finale che faremo per fine anno, e quindi là verrà reso evidente quello che ha senso anche rendere evidente. Troverete poi un'ulteriore cartella che è quella dei materiali di oggi. Questi ovviamente verranno resi anche pubblici sul sito, quindi li troveranno tutti. Per comodità li trovate già là dentro. Vi dico anche una cosa, che la presentazione che sto facendo io la troverete assieme al facsimile di questionario, proprio perché è strettamente legata a modalità tecniche di compilazione, quindi la trovate nella stessa cartellina. Questa è la cartellina quando aprirete il link, che troverete, insomma, per capirsi com'è strutturata. Dopo la trasmissione una raccomandazione, un invito è: compilate il questionario di gradimento. Ci perdete penso 2 minuti, non di più, è veramente semplicissimo, a noi è molto utile per capire anche pro futuro come e dove migliorare. Ecco, anche in questo caso, se fate l'invio più volte, interpreteremo e prenderemo l'ultimo che avete inviato. Ecco. Se avete bisogno di assistenza e di supporto per la compilazione, qui sono presenti dei riferimenti sia mail che telefono della nostra direzione, dove possiamo, insomma, tranquillamente aiutarvi in quello che è possibile da un punto di vista ovviamente tecnico. Grazie e buon proseguimento. Allora, grazie. Questo quindi il quadro, dovremmo esserci, siamo arrivati a buon punto, quindi adesso bisogna solo mettersi all'opera. Dico solo una cosa, fra 5 minuti chiudiamo Padlet, quindi avete gli ultimi 5 minuti per inserire le domande con nome, cognome, organizzazione, la domanda e relativo eventualmente al relatore a cui volete fare la domanda, che poi vi risponderà una volta selezionate un po' e finalizzate le domande. Adesso andiamo e diamo voce proprio ai rappresentanti del paternariato, chiedendo a ciascuno di evidenziare le priorità strategiche per tutto questo lavoro di cui abbiamo parlato in vista del futuro e per appunto costruire il documento strategico del Veneto per la PAC 2028-2034. Ognuno di voi avrà a disposizione 3 minuti, purtroppo siamo rigorosi per i tempi, così riusciamo anche a rispondere alle vostre domande. Quindi io vi chiamo uno alla volta. Sì, prego. Una precisazione perché siamo 170, questo non va, non importa. Abbiamo ritenuto, grazie, abbiamo ritenuto per rendere un po' interattiva, al di là di tutte le domande che ci stanno, osservazioni che ci stanno arrivando, nel merito o anche oltre merito, con l'assessore abbiamo ritenuto di dare uno spazio appunto di 3 minuti, non a tutti, ai presidenti delle associazioni che siedono al tavolo verde, ecco, giusto per correttezza, che qualcuno non si senta sminuito o trascurato, no, anche perché se 3 minuti per 170, ripeto, sarebbero una bella cifra, fino a questa sera. Sì, domani siamo ancora qua. Vabbè, scusate la precisazione. No, beh, assolutamente importantissima, proprio per appunto adesso finire il nostro giro. Quindi io vi chiamerò uno ad uno.
C'è un microfono che adesso spostiamo più avanti e vi chiedo appunto di utilizzare poi questi 3 minuti per dare il vostro apporto. E quindi io voglio iniziare subito con Carlo Salvan, presidente regionale col Diretti del Veneto. Non c'è? Ci sei tu? Allora, siccome avevo... Alex Vantini, vicepresidente. Ok, benissimo. Forse si può alzare, Penso che si possa anche alzare, ok. Avvicinate, un po' più alto ancora, mi sa che serve. Eccoci. Sì. Proviamo solo ad alzare il volume del microfono o riproviamo a parlare, se no facciamo con anche questo, eventualmente. Forse è spento? Proviamo? No? Sì, Eccolo. benissimo. Bene, grazie. Credo che oggi abbiamo fatto un'analisi molto approfondita di come sarà la nuova PAC, ma oggi quello che dobbiamo decidere è come attuarla poi sul territorio. Tanto si farà il tavolo di partenariato nazionale o regionale. Detto questo, grazie. Facciamo così, vediamo se questo... Sì. No, nessun problema. Ce la facciamo. 30 secondi li recupero. Certo. Sto tanto controllando appunto, i dicevo, tempi. verrà fatto nel tavolo nazionale e poi regionale. Io credo che una delle cose imprescindibili è il fatto che la PAC deve andare a chi vive veramente di agricoltura. Questo lo diciamo da tanto tempo, sembra una cosa scontata, ma sappiamo benissimo che così non è stato, e credo che ogni euro debba andare ad oggi chi fa gestione del territorio, chi garantisce la sicurezza alimentare, chi produce cibo. Altra cosa collegata a questa, sappiamo bene che alcune regioni non sono virtuose come il Veneto e quindi non spendono al 100% quelle che sono le risorse destinate alla PAC. Io credo che questo debba essere tenuto in considerazione in quella che è la ripartizione a livello nazionale, e quindi di conseguenza pensare anche ai meccanismi di compensazione che appunto, se ci sono regioni più virtuose devono essere premiate, ma di conseguenza devono essere premiate le imprese agricole che hanno voglia di investire sul territorio, perché spendiamo il 100% delle risorse, ma ricordiamoci, non soddisfiamo il 100% delle domande. L'altro tema, andando un po' più nel concreto, esprimendo quelle che possono essere le priorità dal punto di vista della mia organizzazione, il primo è la questione della gestione del rischio. Sappiamo bene, è già stato detto anche dal professor Tristini stamattina, siamo in una fase di cambiamento repentino del clima. Ovviamente le imprese agricole sono prime a subirne le conseguenze. Credo dobbiamo pensare dei sistemi per continuare a supportare quelli che è la difesa diretta, ma trovare delle formule anche per la difesa indiretta. E legato a questo, anche nel mio duplice ruolo di presidente di Ambi Veneto, c'è il grande tema dell'acqua. Non dobbiamo dimenticarci, ormai è inserito come un pilastro nelle priorità, continuare a supportare le imprese agricole per investire in investimenti appunto che vanno a continuare l'opera di irrigazione, ma diminuendo quella che è l'uso della risorsa. I consorzi di bonifica stanno facendo, lo sappiamo bene, un percorso importante da anni a questa parte. In 10 anni $500 miliardi di risorse intercettate si continuerà a fare per cambiare quelli che sono i sistemi irriguo. Dall'altra parte dobbiamo supportare le imprese per adeguarsi ai nuovi sistemi. Ultimo, non per ultimo, la questione delle aree interne montane. È già stato detto questa mattina. Il dato molto interessante è che in questa zona abbiamo più percentuali di aziende giovani rispetto ad altre zone. Questo ci fa però anche pensare che al di là di aver supportato quello che è il primo insegnamento, dobbiamo supportare poi l'attività di impresa, e quindi credo sia importante avere un focus di interesse su queste aree, perché oggettivamente l'assessore viene da quelle aree, le conosce molto bene, ma ci sono delle situazioni di forte difficoltà a rimanere su un territorio. E come organizzazione, concludo, siamo ovviamente partner e disponibili per ragionare insieme e costruire quelle che sono le misure da attuare sul territorio. Buona giornata. Grazie. Chiamo adesso Giorgio Puppin, presidente regionale CIA Veneto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa occasione di incontro e di confronto. Ritengo che oggi siano state dette tante cose
importanti e propedeutiche a quello che sarà un lavoro estremamente significativo per tutto il mondo agricolo. È difficile in 3 minuti fare con precisione una sintesi di quelle che sono le istanze che vorremmo portare avanti, quindi mi concentro su alcune di quelle che sono effettivamente le nostre priorità. E al primo posto per noi c'è sempre la difesa del reddito degli agricoltori, e mi fa piacere che sia stata ribadita anche a più riprese in questa sede. Bisogna affrontare questa problematica, secondo me, sia intervenendo direttamente in quello che è il lavoro che fanno gli agricoltori, e quindi della ridistribuzione di quella che è la redditività della filiera, attraverso accordi quadro che devono, secondo noi, essere implementati a livello istituzionale, e attraverso anche una riforma di quella che è la logistica, magari puntando anche ad alcune forme di consorziazione per gli agricoltori, per la gestione della logistica e della movimentazione dei prodotti, anche per contrastare alcuni fenomeni di speculazione a cui i nostri agricoltori sono spesso vanno spesso incontro. Il tema della semplificazione burocratica e dei costi semplificati per me era al secondo posto. Mi fa piacere che sia stato ribadito anche dall'assessore. E ridurre burocrazia e semplificazione vuol dire ridurre i costi per le aziende, per le associazioni di categoria, ma anche per le istituzioni regionali. Il tema della gestione del rischio e della risorsa idrica è anche per noi fondamentale. Mi fa piacere che Alex l'abbia ricordato, e secondo me in questo senso il lavoro coordinato con le istituzioni e con i consorzi di bonifica deve essere messo in primo piano, insieme a quella che è anche l'innovazione dell'agricoltura di precisione che si può applicare in questo contesto, quindi tutto il sistema della sensoristica e il ruolo dei consorzi di bonifica insieme agli agricoltori in questo, secondo me, sarà fondamentale. Mi cito come ultimo dei 4 punti principali quello della formazione e della consulenza. I dati della presentazione iniziale sul sistema Veneto l'hanno evidenziato come la consulenza fatta in azienda abbia effettivamente permesso di intercettare la maggior parte dei bisogni e delle istanze degli agricoltori, delle nostre aziende agricole, e quindi anche poi di indirizzare gli agricoltori nelle scelte di progettazione e di intervento più adatte alle varie caratteristiche. Oltre a questo, la formazione. Quando si parla di formazione, secondo me è bene anche parlare di quella che va fatta all'interno delle scuole, quindi non solo per gli agricoltori, per le associazioni, per i funzionari, ma anche puntare a portare gli scolari, i cittadini più vicini al mondo agricolo e a capire quella che è effettivamente la risorsa del mondo dell'agricoltura e la loro vita collettiva. Programmazione regionale, secondo me, non può prescindere effettivamente da un problema che è un problema sociale oggi, che è quello dello spopolamento e del ricambio generazionale, soprattutto in agricoltura. Il pacchetto giovani è un'ottima risposta, ma secondo me andrà potenziato anche con degli strumenti innovativi. Mi permetterò di citare gli Agri-Venture Capital e alcune forme di finanziamento che possono eventualmente prescindere da rate fisse, ma più che altro essere legate ai valori di vendita. E in ultima, prendendo spunto dalla presentazione del dottor Contarin sulla strutturazione della nuova PAC, è un po' preoccupante il fatto che questo fondo unico, cioè che la parte non allocata del fondo unico non abbia effettivamente delle destinazioni decise a priori. Noi ribadiamo che sarebbe utile che anche all'interno di questo fondo ci siano delle percentuali che vengono effettivamente allocate verso gli agricoltori, e secondo me, se il dottor Contarini giustamente parlava anche di un'opportunità in questo senso, lì secondo me l'opportunità è da cogliere nel fare in modo che parte di quelle risorse vadano agli agricoltori per quello che è il welfare rurale, diciamo, che fanno all'interno dei territori, quindi il contributo sociale che hanno nella gestione del territorio, nel mantenimento degli ecosistemi, in quello che è il miglioramento della biodiversità, in quello che in generale è il servizio di custodia del territorio, che ad oggi non è retribuito ma che dovrebbe essere retribuito, e secondo me questi aspetti sociali dovrebbero trovare posto all'interno di questa
di quest'area della nuova PAC. Con questo mi fermo, vi ringrazio ancora e ci saranno occasioni di nuovo. Grazie, e chiamo adesso Renzo Cavestro, direttore di Confagricoltura del Veneto. E il microfono è lì. Sì, buongiorno a tutti, grazie per averci invitato a questo primo incontro. Sostituisco il Presidente Bonaldi che era qua ma ha avuto un problema in azienda ed è dovuto scappare. Il tema comincia a entrare nel vivo, diciamo, dopo un anno che è stata presentata la proposta della Commissione. Entra nel vivo in Europa, entra nel vivo nel Veneto, entra nel vivo nel rapporto che abbiamo appunto con il Governo nazionale. E quindi noi siamo partecipi a questo confronto, che è molto particolare perché ci troviamo in un momento molto delicato, diciamo, per quanto riguarda l'approvvigionamento alimentare. Abbiamo visto dei dati che riguardano la nostra regione prima molto preoccupanti ed è già quello un fabbisogno a cui bisogna dare sicuramente risposta. Da quel che ho potuto capire io, questa è una riforma che va vista nel suo insieme, proprio perché agiamo sull'insieme con il rapporto con il governo degli interventi. L'abolizione dei titoli cosa poi rappresenta per i trasferimenti che ci sono nel Veneto? Sì, perché noi siamo abituati a ragionare appunto con l'ente regione su quello che è sviluppo rurale, però attenzione, i 40,7 miliardi che sono stati confermati prima dal dottor Blasi, e che ci ha fatto piacere anche che ci siano continue conferme su quel dato, perché 10 miliardi non sono ancora certi fin tanto che non c'è un provvedimento chiaro, devono essere spesi bene all'interno del territorio nazionale e il Veneto deve giocare una partita importante. Questa partita il Veneto, come tutte le altre regioni, la giocano in tutti gli interventi, compresi quelli che attualmente conosciamo come aiuti diretti, e lo spostamento, diciamo, dall'attuale aiuto al reddito all'aiuto degressivo al reddito con possibili variazioni per regione, per reddito, per tipologia di azienda, pone qualche problema sul quale dovremo un po' interrogarci. Quindi sapere cosa cambia in questo passaggio, sempre che venga mantenuto, perché magari poi, siccome c'è ancora un confronto aperto a livello comunitario, potremmo anche trovarci ancora con i titoli. Perché dobbiamo tutelare dei settori importanti del Veneto, che sono quelli della zootecnia, dove i titoli hanno un valore, meno del passato, però comunque hanno un valore, dove abbiamo ancora degli aiuti accoppiati importanti, e anche quelli sono previsti in aumento e quindi vanno ben ragionati, dove abbiamo appunto gli ecoschemi che finiscono nello sviluppo rurale, e quindi insomma, e tutto questo va all'interno di un contenitore di carattere nazionale, quindi è molto importante tutelare quelli che sono gli effettivi fabbisogni delle nostre aziende in questo contesto molto complicato. Quindi insomma, parliamoci bene, perché è nel complesso che dobbiamo fare delle scelte. Chiudo dicendo che per noi è importante appunto l'innovazione. Abbiamo fatto un buon lavoro, devo dire, con la Regione, con anche i nostri responsabili, funzionari della Regione in questi anni, in quanto siamo riusciti a soddisfare, mi pare, le richieste di tutte le aziende che hanno presentato la domanda di investimento, che hanno innovato, e quindi dobbiamo capire come, in base alle risorse che avremo a disposizione, come dare risposta a tutti, perché questo è un obiettivo importante, quello di non scontentare nessuno, come è successo in passato. Trovare quel giusto, diciamo, sempre, prima è necessario portare a casa la maggior quantità di risorse possibili a casa, diciamo, distribuire equamente all'interno del territorio nazionale, in base alle esigenze, qualcosa è già stato detto prima, circa l'importanza del Veneto e anche la capacità di spesa del Veneto, e anche il fatto che il Veneto ha delle condizioni e dei vincoli che magari altre regioni non hanno. Sono stati citati i nitrati, sono state citate la copertura delle vasche, eccetera. Quindi sì, portiamo a casa, in base alla nostra fabbisogni, l'equo, diciamo, ripartizione di questi 40,7 miliardi, e dopo dobbiamo capire bene come
utilizzarli nel territorio per l'innovazione, per settori in grave difficoltà, come ad esempio quello dei seminativi. C'è un ragionamento da fare, a nostro avviso, per giovani, come è stato detto, il ricambio generazionale, giovani, donne, per le aree montane e anche, speriamo, per quanto riguarda la semplificazione. Grazie. Grazie. Passo la parola a Carlo Giulietti, Presidente Copagri Veneto. Grazie e buongiorno a tutti. Io credo di rimanere all'interno dei 3 minuti, ma parto da un presupposto molto semplice. Io ricordo benissimo quando da tecnico facevamo le domande della PAC. Le domande della PAC cubavano parecchio nel bilancio di un'azienda agricola. Partivamo che spannometricamente il bilancio destinato dall'Unione Europea all'agricoltura era del 60%, siamo arrivati adesso che sempre spannometricamente cuba un 40%. Quindi noi dobbiamo fare con molte meno risorse, quindi un terzo in meno delle risorse rispetto a prima, riuscire a garantire alle aziende un reddito che di fatto non c'è più. Con le congiunture dei mercati che sicuramente favorevoli in determinati settori soprattutto non aiutano, devo dire bravi alla Regione del Veneto, perché fino ad oggi abbiamo dimostrato di essere a tutti i livelli una delle regioni più virtuose d'Italia, e questo alle volte magari ne va anche nel far scattare qualche invidia da parte delle altre regioni, ma è altrettanto vero che quando noi presentiamo 160 bandi, perché abbiamo un'agricoltura che è poliedrica, estremamente diversa da una regione, una provincia, un comune all'altro, rispetto a un'Olanda che invece può venirci a contestare il fatto che siano troppe le 160, ebbene sì, per forza, perché comunque nel soprattutto centro-nord Europa le tipologie di agricoltura che vengono attuate sono sicuramente molto meno e molto più semplici. Tornando al pragmatismo che ci contraddistingue, sicuramente le aziende con meno soldi da bilancio UE devono essere in grado sicuramente di investire per riuscire a entrare sul mercato con delle infrastrutture che altrimenti, grazie al mercato stesso, difficilmente riuscirebbero ad utilizzare innovandosi. Quindi i PSR, CSR in questo caso sono sicuramente uno strumento necessario. Si faceva particolare riferimento prima alle risorse idriche e quindi ai PSR irrigui, che hanno una valenza che è zone montane a parte sicuramente molto, molto rilevante. Nelle zone montane dobbiamo fare a nostro avviso particolare attenzione a quelle che sono addirittura sì, un incremento dei giovani rispetto allo standard, alla media veneta nell'insediamento nelle zone montane, ma altrettanto vero che siamo a rischio di estinzione di alcune razze, al pascolamento di queste razze stesse, che comporterebbero necessariamente delle conseguenze che poi dovremmo andare a calcolare. Quindi magari prevenire anche in questo senso l'estinzione o comunque la mancanza di pascolamento da parte di queste razze sarebbe sicuramente una delle cose che anche come associazione andremo a indicare come quello che è poi il documento che ci è stato spiegato molto bene, insomma, ci è stato richiesto. Credo che ovviamente il mio intervento possa concludersi qua, e ovviamente la Copagri sarà disponibile per ogni tavolo che verrà convocato per portare ovviamente il suo contributo. Grazie. Passo la parola ad Alba Thomas, Presidente Agri del Veneto. Buongiorno, si sente? Sì. Buongiorno a tutti. Allora, sarò breve, proverò ad andare per un paio di punti che ritengo maggiormente interessanti per la discussione.
Siamo arrivati con la programmazione attuale a circa 20 milioni all'anno sul primo pilastro persi dalle aziende agricole venete dal sistema, che non sono stati recuperati da nessun altro sistema, ecoschemi, premi accoppiati e via dicendo, e sarà importante che per la prossima programmazione un settore esposto come la zootecnia abbia degli interventi settoriali importanti per essere sostenuto. E l'altro settore che è fortemente in crisi, come avevano detto i colleghi, sono i seminativi. Cominciamo a vedere degli ettari in Veneto che non vengono più seminati e questo diventa veramente amareggiante dal punto di vista agricolo e anche per la collettività. Per quanto riguarda il settore dello sviluppo rurale, il Veneto ha dimostrato che il suo sistema messo in campo da tutti gli attori, gli imprenditori agricoli in primis, la regione, le associazioni, i tecnici, tutti coloro che ci hanno lavorato in questi anni, hanno portato a spendere tutte le risorse e a non sprecarne neanche una. Però si chiede che per il Veneto ci sia la stessa reciprocità di alcune regioni. Io non dico, noi in Veneto abbiamo una media di circa 13.500 euro di contributi per azienda, quando non dico i 63.000 a Val d'Aosta, ma almeno i 26 della Calabria. Cioè, perché questo settore noi li spendiamo tutti, li spendiamo correttamente e li spendiamo in innovazione. L'agricoltura veneta ha grandi sfide per il futuro, come le emissioni, i nitrati, i fitofarmaci, che necessitano di innovazione. Non possiamo permetterci che l'agricoltura veneta sia una decrescita dell'agricoltura veneta, ma ci sia un continuo sviluppo con le sfide, ma per questo sviluppo servono i fondi che riusciamo come sistema a spendere. Grazie. Veramente velocissimo, grazie. Passo la parola a Silvio Dani, Presidente Federazione Agroalimentare e Pesca di Coop Cooperative del Veneto. Grazie, buongiorno a tutti. Oltre a riallacciarmi a tutti i discorsi che sono stati fatti fino adesso, che sposo in pieno, sono i temi che sono stati toccati, sono temi più che condivisibili, quindi le risorse idriche, la gestione del rischio, quindi tantissime situazioni nella quali deve essere comunque implementato l'impegno anche per quanto riguarda la gestione del rischio, sia sotto forma dei fondi disponibili, ma anche sulle modalità su quelle quali questi fondi poi vengono spesi e distribuiti. Mi è piaciuto molto il passaggio che si è fatto prima per quanto riguarda la redditività, che qualcuno ha toccato, che è una cosa focale perché le aziende agricole possono comunque sopravvivere, e come diceva giustamente il professor Trestini prima, la cooperazione è uno dei caposaldi per la salvaguardia della redditività delle aziende agricole, perché se non ci fosse la cooperazione tantissime aziende agricole sarebbero in balia del mercato e quindi in momenti di sovrapproduzione sicuramente i prezzi crollierebbero, quindi ne andrebbe della vita e della sopravvivenza delle aziende agricole. Quindi quello che come mondo cooperativo chiediamo è che la cooperazione venga inserita all'interno della PAC e che la cooperativa venga considerata un aggregato di aziende agricole, che è quello che effettivamente è. Quindi molto importante sul fatto che quindi ci siano delle risorse certe, come è stato fino adesso, e già prestabilite. Non si può andare dall'altra parte del calderone, lo chiamo un calderone dove c'è tutta un'incertezza, perché come dicevo un attimo fa, se non c'è chi poi commercializza, lavora, trasforma il prodotto, le aziende agricole poi sarebbero in balia del mercato e quindi avrebbero poi un grande rischio di non riuscire più a sopravvivere. Un'altra cosa importante sulla quale ritengo che deve essere all'interno della PSR è quella del PSR è quella delle OCM. Le OCM devono per forza anche queste rimanere all'interno del calderone del PSR, perché se non dovesse essere così non ci sarebbero poi fondi certi dove le cooperative possono investire e comunque far sì di rendersi comunque competitive a livello internazionale con gli investimenti nell'innovazione e nella commercializzazione. Grazie dell'attenzione e buon lavoro a tutti. Scusate, dimenticavo, ho parlato anche per conto di Lega Coop, che Gottardo ha dovuto andare via e quindi mi ha chiesto di parlare anche per conto di Gottardo. Grazie ancora. Perfetto. Quindi in realtà se non c'è Lega Coop noi abbiamo chiuso il giro di interventi dei rappresentanti del paternariato. Io non... Ditemi voi perché io non ce l'avevo. Sì, prego, prego. 3 minuti però sempre. Perfetto.
Scusate il mio intervento, buongiorno a tutti e grazie. Penso che più o meno siamo tutti allineati sulle priorità che necessitano la nostra agricoltura. Però bisogna che dobbiamo fare i conti con la realtà delle nostre imprese. Sono piccole imprese, medie e piccole la maggior parte, e quindi hanno un gran sforzo di consumo di energie. E io penso che una delle priorità fondamentali dove dirottare i fondi sia la formazione. Formazione vuol dire competitività e vuol dire saper affrontare anche i cambiamenti climatici e i mercati. Quindi penso che questi fondi diano redditività alle nostre imprese. Dopodiché tutte le altre priorità sono necessarie, però continuo a sostenere per il fatto che io rappresento un'associazione che ha piccole imprese e che per stare nel mercato io penso si debbano associare, si devono aggregare, e quindi i fondi dovrebbero essere dirottati non a una sola impresa ma a più imprese che si aggregano. Diversamente non vedo quale futuro possano avere. Questo è quanto e grazie. Grazie, quindi dopo aver fatto questo giro adesso procediamo a rispondere alle vostre domande. Adesso dovrebbero arrivarmi giusto qualche domanda. Non ho capito? Le ha inviate direttamente al destinatario. Ah, sono già inviate direttamente al destinatario, però io non le posso leggere. Adesso lo vado direttamente anch'io. Tra l'altro io approfitto per dire che alla fine ci sarà un altro QR code, visto che intanto nel frattempo ci siamo con l'indice, cioè un po' il gradimento della giornata, quindi poi alla fine di tutto vi chiedo anche questo. Allora, vediamo direttamente, perché in teoria dovevano arrivarmi... Ma se no io comincio... Sì, esatto. Allora, alcune sono senza nome, per cui, vabbè, pazienza. Allora, comincio io, poi ce ne sono, non so, per il collega Zanol, non so se anche per il professor Trestini. Allora, io leggo, dico alla nostra moderatrice, leggo il quesito e poi do la risposta. No, se no io lo leggo più che risposte, poi sono commenti in realtà, insomma. Ecco. Allora, ci sarà un piano unico nazionale che programma anche la PAC, certo. Ci sarà anche un documento regionale. Le scelte regionali dovranno essere inserite nel piano nazionale citato nel primo intervento? Allora, la risposta è che è esattamente così. Cioè avremo questo programma che contiene dei capitoli. Ogni capitolo può avere un argomento. Nel caso della politica agricola, la proposta che vede comune d'accordo il Ministero con le regioni è quella di fare un capitolo dedicato alla politica agricola, che è quindi un capitolo nazionale, dentro il quale sono specificati le misure, gli interventi si chiamano, che hanno gestione nazionale, che sono comuni in tutti i territori, e quelli invece che sono specifici e che sono affidati ad alcuni territori. Faccio un esempio banale. Il pagamento, l'attuale pagamento, come si chiama, di base, ok? Basato sui titoli, finché ci sono, è un intervento nazionale. Poi viene gestito a livello, le regole vengono definite a livello ministeriale e sono attuate dagli organismi pagatori, ok? Avremo verosimilmente nel futuro, per il futuro che si chiama DABIS, che è questa sigla, verosimilmente sarà esattamente la stessa cosa. Avremo invece degli interventi, pensate al primo insediamento, no, perché citato più volte, il primo insediamento resterà probabilmente un intervento affidato alle regioni, a cui vengono assegnate quindi delle risorse, e che avrà
dei requisiti lievemente diversi, verosimilmente da regione a regione, per dare riscontro. Pensate a alcune misure agroambientali, ok? Come sarà l'articolazione, cioè dove saranno scritte le regole? Sul pianone o su dei documenti regionali? Probabilmente la verità sta a metà, nel senso che avremo, l'auspicio mio sarebbe quello di avere un piano nazionale che in base alle bozze di regolamento deve dire qualcosa, deve dire che c'è ad esempio sì l'intervento pagamento di base e i suoi requisiti, e dovrà dire che c'è il pagamento giovani. Nel dire che c'è l'insediamento, scusate, il premio per l'insediamento del giovane agricoltore, dovrà dire che viene attuato non a livello uguale in tutta Italia, ma con delle specifiche regionali, e speriamo che debba dire non tutto, perché oggi nel PSN attuale, se voi avete avuto la sciagurata idea o la luminosa idea di andarlo a leggere per capire un intervento che è attuato dalle varie regioni, come viene attuato, avete visto che ci vogliono quelle 20-30 pagine e dopo ci sono un centinaio di pagine di tabelle, perché sono stati scritti dentro a quel documento tutti i requisiti, tutte le regole applicate in ogni regione, e quindi ovviamente ogni regione ha le sue. Allora l'idea, ma qui siamo a livello quasi di scambio di buonsenso, anche per semplificare la vita, perché poi cosa succede? Le cose scritte nel pianone, per essere modificate, ovviamente devono acquisire tutta una trafila e l'approvazione europea. Responsabile del pianone sarà un'autorità nazionale che comanda il MASAV, che lavora con le regioni, quindi il filo si allunga, non si semplifica e si raccorcia. Quindi l'idea di noi regioni, ci siamo già confrontati su questo, c'è un confronto già aperto col Ministero, è quella di dire: senti, scriviamo l'indispensabile da regolamento sul piano nazionale, del tipo, certo, daremo il premio ai giovani. Requisiti: bisogna essere giovane, cioè avere meno di 41 anni compiuti. Gli daremo un premio che sarà tra, già oggi no, noi, soliti tirchi, 40.000 euro a giovane, qualcun altro, non so, per Calabria, più generosa, 100.000. Boh, e diremo, ogni regione fa quello che vuole, nel senso che dentro questa forcella. Per te Bruxelles non cambia nulla, perché sai che c'è questo intervento, che c'è in queste regioni, e che in regola, nel rispetto di tutte le regole previste, le regioni si muovono dentro questa forchetta di requisito. L'idea sarebbe un po' questa, e poi lasciare a ogni regione di scrivere il suo documento regionale, che ovviamente avrà un dettaglio più vicino ai bandi, ok? Ma lì quello non deve andare a Bruxelles, quello è l'atterraggio in Veneto delle regole viste da Bruxelles, e necessariamente un atterraggio coerente a quelle. Quindi dovrebbe succedere questo. Seconda domanda invece c'è il nome. Segue tutte lei o facciamo cambio? Come volete. Finisco io, dai. Vai, va bene, ok. Legge lei, leggo io? Facciamo prima... Se vuoi, guarda, prego. Alterniamo le voci. No, prego, Michela. Quindi andiamo con... No, ok. Che cosa si intende per Andrea Povellato? Cosa si intende fare per valorizzare adeguatamente le valutazioni del nuovo programma, vista la scarsissima attenzione alla divulgazione pubblica degli esiti dei precedenti esercizi di valutazione? Ottima domanda. Sto cercando Andrea. Colpevole della domanda. Sì, è persona molto nota e molto, insomma, è apprezzata la sua presenza, apprezzata anche la domanda. Allora, non abbiamo una risposta alla domanda, nel senso che probabilmente le vicende internazionali hanno costretto anche a Bruxelles a lavorare in questo modo, nel senso che ci troviamo con una proposta di regolamento che da nessuna parte costringe, ok, nella stesura dei documenti, costringe a fare i conti con dire: vedi l'esperienza passata, tienine conto per migliorare. Non lo dice. Quindi già partiamo male da questo punto di vista. Partiamo male nel senso che chi sta scrivendo le regole è evidente che per certi versi già a livello più alto
dice è in corso una programmazione, la programmazione sta facendo delle cose, ok, basta. Non c'è un percorso di, come dire, costruisco il nuovo sulle fondamenta vecchie, correggendo in base all'esperienza quello che non è andato bene. Purtroppo questo non c'è. C'era stato un tentativo, anche nell'ultima programmazione c'è stato, noi abbiamo utilizzato per la stesura degli in una qualche fase, adesso non ricordo quale, per la stesura degli interventi 23-27, una serie di evidenze che il valutatore indipendente del programma 14-22, non erano valutazioni finali definitive, erano in progress, ci aveva consegnato. E questo indubbiamente è molto utile, perché significa lavorare con metodo. Ripeto, non ne conosciamo le ragioni, non sta a noi, come dire, purtroppo questo passaggio di metodo si è un po' perso. Cosa possiamo mettere in atto a livello regionale? La valutazione indipendente obbligatoria della programmazione 23-27 è sul piano nazionale, perché il piano è nazionale. Quello che stiamo facendo noi, pur con ritardo, pur con difficoltà, essendo schiacciate sulla gestione continua e poi stai gestendo e devi ripartire, eccetera, tutto sta in corsa, stiamo cercando di avere comunque uno spazio di valutazione di quanto stiamo facendo, ci stiamo attrezzando con un valutatore, e se non ne terremo conto nella fase, come dire, di programmazione, che come abbiamo capito è velocissima, dovrebbe essere velocissima, cercheremo di tenere conto nella fase di attuazione successiva. Quindi la mia risposta, mi rendo conto, ampiamente insoddisfacente, onestamente però non può che essere questa, insomma, ecco. Poi proseguiamo Michela, con l'altra. Giampaolo Pamio di Lipu, BirdLife. Finora le misure di tutela per prati incolti, siepi e boschetti sono rimaste disattese. Di fronte all'accelerazione dei cambiamenti climatici è necessario attuare scelte diverse? Allora, probabilmente perché non sono l'esperto del tema invocato, la premessa non sono in grado di attestarla, nel senso che se penso anche alla programmazione in corso, certo noi abbiamo strumenti per la gestione più rispettosa, più ecologica dei prati, dei pascoli, ma ovviamente dei prati usati dagli agricoltori, dei pascoli usati e pascolati dagli agricoltori. Quindi il prato incolto, sì, avevamo delle misure, ci portavamo il cosiddetto set aside, però sì, è una misura che per varie ragioni, insomma, poi in una regione come la nostra, che è in caduta libera in termini di riduzione di SAU, è un po', sì, non so cosa argomentare. Su siepi e boschetti attualmente abbiamo la SRA 8 per i prati e i pascoli, abbiamo la SRA 10 su siepi e boschetti. Sono due misure che da sole portano uno sforzo finanziario molto importante. Siamo sugli 800 milioni di disponibilità complessiva che abbiamo. Su questi solo due interventi siamo sui 170 milioni di euro, quindi siamo solo questi ben oltre il 20% delle risorse che possiamo programmare. È ovvio che l'accelerazione dei cambiamenti climatici ci focalizza su questi e su altri interventi che hanno significato. Il problema, dal mio punto di vista di tecnico, si sposta su un fatto che, come dire, dà buon gioco a chi vuole contestare le scelte unionali, relativamente al fatto che, diciamo così, le dimensioni in ballo, le dimensioni in gioco non sono coerenti tra loro, cioè, e questo è il vero problema. La scelta che noi abbiamo fatto ad esempio sui prati, sui pascoli, alla luce del piano nazionale che ci ha obbligato a stare dentro a impegni che non erano così caratterizzanti la gestione in Veneto, ha portato a una pesante riduzione dei premi. Ovvio che tu puoi convincere, perché il premio, lo sapete, riconosce i maggiori costi e i minori ricavi nel caso delle misure
a superficie, quindi non è si fa fatica cioè gli agricoltori lo sanno che non sono misure con cui fanno reddito, ecco, la dico così, sperando di non offendere nessuno o di non travisare nessuno. Quindi il fatto di pensare di caricare molto obiettivi di competitività, obiettivi di vitalità delle zone rurali, perché sennò diventano bosco, obiettivi di sostenibilità ambientale, obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici a risorse invariate, e con questa pluralità di obiettivi è ovvio che comporta corre il rischio, meglio, di comportare che il risultato non solo non è migliore per nessuno, ma non va bene a nessuno, perché non sei in grado di soddisfare né la messa a punto di pratiche gestionali che sono un'innovazione che guarda la sostenibilità, né dall'altra parte dare un sostegno adeguato per ristrutturare aziende agricole, rispetto alle quali ad esempio ci distinguiamo nel panorama nazionale per essere la regione più tirchia, col braccetto più corto, ma semplicemente perché non abbiamo risorse. Quindi capisco, come dire, pur non tornandomi a alcuni elementi puntuali ma legati probabilmente al mio non essere esperto, però capisco come muove la domanda, ma rappresento questo tema, perché ad esempio nel nostro caso, basandoci sull'esperienza 23-27, come potevamo, abbiamo, l'ha riconosciuto anche la Commissione europea, poi nei vari incontri, nei comitati nazionali, riconosce il fatto che come regione abbiamo cercato di avere un certo equilibrio, nel senso che altre regioni con diverse disponibilità finanziarie, penso ad esempio alla Sicilia, la Sicilia investe oltre 500 milioni di euro solo sul biologico, al di là di avere una condizione geografica, geoclimatica diversa per cui ci può stare. Qua da noi neanche se gli diamo oro si riesce a fare biologico, perché siamo nel Catino Padano, siamo sotto le Alpi, abbiamo quella situazione che abbiamo in termini di umidità, di piovosità, cioè, però al di là di questo sarebbe interessante poter dare di più, perché l'agricoltore che si impegna rischia di più qui, ma non riusciamo a farlo perché cosa faccio? I 300, circa 350 giovani all'anno che insediamo sono il minimo sindacale. Adesso la sfida alla Commissione, avete visto con la strategia, dice no, devi raddoppiare l'incidenza dei giovani da qui a fine programmazione. Io confido molto sui 40,7 miliardi, adesso non ricordo chi dei presidenti ha detto speriamo venga molto in Veneto. Sì, perché se devo raddoppiare il numero dei giovani, la scelta, se Bond ce lo chiede a me a Zannol, io a Zannol, che adesso è il mio capo area, quindi è lui il boss, dirò sono d'accordo, raddoppiamo i giovani, sai cosa facciamo? Passiamo da 40.000 euro a 20.000 euro, perché posso solo fare l'esercizio contabile io. Ovvio che il giovane a cui do 20.000 euro già ride con 40.000, lui, cioè il giovane ha già deciso per i fatti suoi cosa vuole fare, cioè che pago cosa? Pizza? Cioè, ecco, scusate la battuta, ma ritorno al punto. La difficoltà che abbiamo è questa, e quindi il rischio è quello della guerra tra poveri, non so come dire, cioè, e noi amministrazioni, soprattutto i tecnici, si trova nella difficoltà del far quadrare le giuste e le legittime aspirazioni dell'interesse agricolo, produttivo, dell'interesse rurale, vivere sul territorio, eccetera, avere i servizi, eccetera, dell'interesse ambientale e quindi migliorare le condizioni anche attraverso le condizioni dell'ambiente regionale in cui vivono i 5 milioni di Veneto, anche attraverso le tecniche di gestione agricola, eccetera. E puntini perché mica è finita, no? Quindi questa è la difficoltà. Quindi anche qua mi scuso perché non ho dato nessuna risposta, però ringrazio perché questo consente spero di condividere. Poi tutti i dati che ho citato li trovate, sono sul sito Veneto Rurale che citava Jonathan prima, sono a disposizione, massima trasparenza, e danno conto di questa indubbia difficoltà che speriamo di essere nella condizione di poterla, non dico superare, ma almeno migliorare un pochino. Ecco, ci metteremo tutto l'impegno da parte nostra. Prego, grazie, passo la parola al dottor Zannol. Faccio subito la prima domanda che non ha nome, però intanto si parla di che cosa comprende l'allocazione minima PAC nel piano unico?
Sì, allora sarò telegrafico perché ho visto le domande, le mie risposte saranno telegrafiche. Allora, nell'allocazione delle risorse, nell'allocazione diciamo degli interventi, ci sono gli interventi legati al cosiddetto ex primo pilastro, quindi sostegno al reddito per ettaro decrescente, il sostegno accoppiato, vabbè, a parte il sostegno cotone, ma quello non c'entra, pagamenti ai vincoli naturali e specifici, pagamento svantaggi per determinati requisiti obbligatori, questi sono quelli previsti dal regolamento, poi non vengono applicati tutti ovviamente, dipende evidentemente da dove siamo e qual è la politica. Le azioni agroambientali e climatiche, i pagamenti per i piccoli agricoltori, la gestione del rischio, i giovani, gli interventi per le start-up e per le piccole aziende, gli investimenti per gli agricoltori, per i selvicoltori, i servizi di sostituzione, non sono i servizi di consulenza, sono i servizi di sostituzione, e poi i pagamenti, gli interventi settoriali. Questo è l'elenco, se non mi sono dimenticato qualcosa, di quelli che sono gli interventi che sono previsti dentro i fondi che sono, diciamo così, riservati, scusate, alla PAC. Gli altri interventi trovano riscontro evidentemente nel fondo unico, ovvero in quelli che sono, come abbiamo visto prima, gli eventuali parte ingestita o gli aumenti. Quindi questi sono gli interventi. Una cosa che è specifico, visto e considerato che c'era stato l'intervento anche del Presidente di Cooperative, notificando che ci sono individuati gli investimenti per gli agricoltori e per i selvicoltori, e da questo punto di vista mi sembra di capire che l'interpretazione anche da parte degli uffici di Bruxelles sia il fatto che questa cosa è limitata non solo agli agricoltori singoli ma anche agli agricoltori associati, e quindi evidentemente a tutte quelle che sono le situazioni legate al fatto di un riconoscimento che chi fa domanda sia un soggetto che associa una serie di agricoltori. Quindi questo rientra qui dentro. Ovviamente le altre situazioni, soprattutto nell'ambito dell'agroindustria, dovranno essere collocate in altra sede, in altri fondi. Proseguo con Giuliano Marchesin di Unicarve. Alla luce della recente riforma delle OCM, del ruolo strategico attribuito all'organizzazione dei produttori, quali sono gli strumenti normativi e i canali istituzionali a cui il settore zootecnico italiano può fare riferimento per promuovere l'istituzione di un'OCM specifica per la carne bovina? Sì, beh, allora non è che ci siano strumenti istituzionali e normativi, c'è solo il fatto che nell'ambito dei possibili interventi settoriali, diciamo così, le vecchie OCM, per capirsi, ok? Il regolamento prevede la possibilità di determinare degli interventi settoriali per una serie di settori, fra cui anche la carne bovina. Quindi vuol dire che se evidentemente lo Stato membro intende attivare questo tipo di intervento, dovrà attivarlo all'interno del piano nazionale, all'interno evidentemente del capitolo legato alla PAC. Dico anche che il regolamento dice e obbliga ad effettuare gli interventi settoriali per quegli settori dove ci sono delle organizzazioni produttori riconosciute ai sensi dei regolamenti, e quindi ortofrutta e olio. Per gli altri non fa riferimento a un obbligo, però dà la possibilità comunque di inserire all'interno del piano nazionale, appunto all'interno del capitolo PAC, anche un intervento settoriale legato allo specifico settore, in questo caso la carne bovina, ma sono tutta una serie di settori, non è solo legato alle produzioni zootecniche, carne bovina o latte, ma sono anche altri settori, la maggior parte, insomma. Proseguo con Gerardo Meridio, Presidente Associazione Regionale Apicoltori del Veneto. Il Veneto è la prima regione in Italia per numero di apicoltori, per l'importanza del settore per l'ambiente, la produzione agraria e la biodiversità. Spiace notare l'assenza del settore nelle presentazioni odierne. Poiché in passato misure cruciali come i servizi di impollinazione non sono state attivate, quali interventi concreti sono previsti per l'apicoltura e la biodiversità all'interno della nuova PAC? Sì, allora,
Allora il settore non è stato, diciamo così, presentato, perché ovviamente quella presentazione di oggi è stata una presentazione molto larga e quindi trasversale, dopodiché nelle valutazioni si scende nei singoli settori. Per quanto riguarda, così come per quanto riguarda evidentemente quelli che sono o potrebbero essere gli strumenti funzionali appunto al settore dell'apicoltore, anche qui bisogna fare evidentemente fa parte di quelle che sono le applicazioni, non fa parte evidentemente di una valutazione di carattere trasversale e assolutamente strategico. Certo che nell'ambito del regolamento faccio notare che l'apicoltura fa parte evidentemente di uno degli interventi settoriali, continua a far parte degli interventi settoriali e addirittura è l'unico intervento settoriale che è obbligatorio, per cui non è una scelta dello Stato membro, ma è proprio una volontà della Commissione, una volontà quindi dell'Europa, dare risalto a questo tipo di produzione proprio per i suoi scopi, che non sono quelli produttivi ma anche quelli di equilibrio ambientale. E sulla base di questo, a parte l'intervento settoriale, dovremo fare delle valutazioni e dei ragionamenti rispetto al possibile inserimento di questo tipo di produzione o di servizio, come lo vogliamo chiamare, nell'ambito evidentemente delle altre misure. Questo. Proseguo con il dottor Michele Colpo, delegato per gli ordini veterinari del Veneto. Come si intende inserire la figura del veterinario aziendale quale consulente per il benessere animale nelle filiere di produzione zootecnica, visto che è già stato normato dal decreto legislativo 218 del 2023 ed esiste già un elenco di professionisti abilitati? Allora, anche qui sarò abbastanza telegrafico perché è un po' riprendo quello che ho detto nella domanda precedente. Questa è una prima fase, ed è una fase di presentazione e di valutazione trasversale. Dopodiché, nel momento in cui si rilevano e si saranno rilevate quelle che sono le effettive necessità, le valutazioni. Pronto, sì. Si saranno, diciamo così, se hanno avuto riscontro rispetto a quelli che sono gli esiti del partenariato e le indicazioni che sono state date, anche in relazione a quella che è l'eventuale obiettivo legato a benessere animale e alla gestione evidentemente della stalla, si potranno fare le valutazioni rispetto a quello che serve, ok? E come applicarlo per soddisfare evidentemente questa esigenza e questo fabbisogno. Proseguo con l'ultima, che è una buona domanda, anche molto giornalistica. Non c'è il nome. È necessario un maggiore coinvolgimento dei giovani nel ricambio generazionale. C'è il pericolo che una buona parte del futuro agricolo venga consegnato a sistemi produttivi e o di sfruttamento di manodopera povera, vedi caporalato. Allora, assolutamente concordiamo. E devo dire che anche qui, nell'ambito di quelle che sono le indicazioni della Commissione, a parte appunto le indicazioni date a ciascun Stato membro e di cui noi abbiamo avuto copia, è un tema cruciale, quello dell'innesto dei giovani e soprattutto del ricambio generazionale. Tanto è vero che la Commissione indica la necessità di adottare un piano specifico. Ora, il piano specifico è chiaro che dovrà fare riferimento, immagino, dovrà contenere o comunque fare sunto rispetto a tutte quelle che sono una serie di azioni, ovvero di interventi, che fanno riferimento alla possibilità di avere l'inserimento di giovani e il ricambio generazionale, a partire dai premi legati all'insediamento, ma soprattutto a partire anche da tutte quelle che sono le altri interventi che possono essere complementari. Parlo appunto delle attività di consulenza, di informazione, le azioni di informatizzazione, ma anche tutti quelli che sono gli interventi che danno mi viene a dire, un effetto welfare per i giovani, perché prima abbiamo visto che sono finanziati all'interno della PAC i servizi di sostituzione. I servizi di sostituzione che non hanno successo e non hanno avuto successo. Però se voi pensate a che cosa significa per un giovane iniziare un'attività imprenditoriale,
e essere 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana su questa attività imprenditoriale, capite bene che potrebbe essere uno dei fattori che porta il giovane a allontanarsi dalla possibilità. E quindi anche questi servizi che non vengono considerati, non sono stati considerati, devono entrare prima forse che nei relativi piani e nelle relative azioni. Secondo me devono entrare nella cultura di chi fa l'imprenditore agricolo, perché capisco che è difficile far entrare un altro imprenditore agricolo o altri soggetti nella propria azienda per fargliela gestire per una settimana. Però bisognerà andare verso questa direzione. Allora, grazie a tutte le persone che hanno fatto le domande. 2 ultime cose. La registrazione, quella che poi oggi è stata anche in streaming, sarà presente sul sito Veneto Rurale a partire penso da oggi o domani, insomma i prossimi giorni, quindi se volete poi diffondere chi non è potuto venire oggi. Vi ricordo che c'è il questionario di gradimento, se potete appunto poi compilarlo tramite quel codice, lo trovate sempre in cartellina. E prima di chiudere, per chi vuole fermarsi, c'è un light lunch di là dove abbiamo fatto anche il coffee break. Rilascio la parola al dottor Zanol per la chiusura della nostra giornata. Grazie. Allora, qui non è che ci siano da tirare conclusioni, qui c'è solamente da fare un ulteriore appello per fare in modo che quello che vi viene chiesto sia fatto e sia fatto con coscienza, tenuto conto, è vero, di quelle che sono le necessità evidentemente del sistema imprenditoriale, ma tenendo conto anche di quelle che sono i limiti, i vincoli o gli obblighi che il sistema delle regole, ok, che siano regole dell'Unione Europea piuttosto che siano regole nazionali o regionali, ma il sistema delle regole ci impone. Quindi a questo punto io chiudo appunto augurando a tutti quanti un buon lavoro e speriamo che arrivino celermente quelle che sono le vostre risposte per avere poi il tempo di elaborarle e il tempo poi di arrivare a delle conclusioni. Grazie. Grazie della presenza naturalmente.